Ben arrivati a questa ottava edizione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Grazie innanzitutto alle 14 scuole di tutto il Veneto, ai tanti ragazzi, le tante ragazze e i loro insegnanti che sono arrivati in questa meravigliosa cornice del Teatro Filarmonico di Verona che ci è stato gentilmente concesso dall'amministrazione comunale. Quindi grazie Sindaco Damiano Tommasi per questo. Grazie a voi che siete qui, ma grazie anche all'assessore Stefania Zivelonghi che insieme a Jacopo Buffolo e a Elisa e l'altro assessore, scusate se non mi ricordo il suo nome, però Elisa Della Paglia, vi ringraziamo molto per averci sostenuto e per avere permesso di organizzare questa bellissima giornata. E grazie alla Regione del Veneto, grazie al Presidente Ciambetti e a tutti i consiglieri regionali che sono qui presenti in sala. E un saluto affettuoso anche a tutte le autorità civili e militari della città e della regione, i rappresentanti delle forze di polizia. Vedrete poi ragazzi e ragazze che alcuni di loro riceveranno un premio importantissimo che si chiama Premio Legalità e Sicurezza, perché queste persone che ci sostengono molto nel garantire la nostra sicurezza hanno compiuto delle azioni significative ritenute meritorie di prendere un premio. E questa giornata di oggi, l'ottava, vi dicevo, è una giornata, è un progetto finanziato dalla Regione del Veneto in base a una legge regionale, la numero 48 del 2012. È un progetto che è durato 6 mesi, ha coinvolto quest'anno quasi 600 ragazzi e 40 insegnanti. In 8 anni, grazie a questo progetto che è realizzato da Viso Pubblico insieme a Libera Veneto, abbiamo coinvolto circa 4.000 ragazzi e più di 250 insegnanti. Perché vi riportiamo questi dati? Perché parlare di mafia e di corruzione in Veneto significa parlare di un problema con cui dobbiamo fare i conti. Avete visto qualche settimana fa in questa città c'è stata una sentenza significativa, altri processi sono in corso nel veneziano, ma quello che viene fuori da queste inchieste è che la mafia in Veneto in alcuni territori non è infiltrata, è presente purtroppo e lo è da tanto tempo e si è inserita nel nostro tessuto economico-produttivo creando problemi a tante persone e quindi noi dobbiamo fare in modo che questo problema non sia semplicemente affrontato da chi indossa una toga o una divisa, ma ognuno di noi deve fare la propria parte. E la cosa bellissima che abbiamo fatto in questi 6 mesi è fare 2 incontri, un primo incontro in cui con l'aiuto di esperti, di magistrati, di investigatori abbiamo cercato di spiegare cosa sono e come funzionano le mafie e come sono arrivate in Veneto. E in un secondo momento, dopo le vacanze di Natale, abbiamo portato nelle scuole i familiari delle vittime innocenti di mafia, i testimoni di giustizia e altre persone, dei giornalisti che hanno svolto attività investigative importanti. E nei lavori che vedrete stamattina di queste 14 scuole, quindi i protagonisti sarete voi ragazzi e ragazze insieme ai vostri insegnanti, abbiamo cercato di provare a rispondere a questa domanda. Cosa possiamo fare noi qui oggi dove viviamo per prevenire, oltre che per contrastare le mafie e la corruzione? Perché le mafie e la corruzione rubano il futuro ai giovani, sottraggono non solo soldi ma anche libertà, quindi possibilità, quindi opportunità. E quindi sono molto contento, chiamando il sindaco Damiano Tommasi a portarci un saluto in apertura di questa giornata, che oggi Verona sia la capitale del Veneto, della legalità, della trasparenza e dell'impegno civile. Perché qui oggi ci sono ragazzi, ragazze, i sindaci che saluto e le sindache, sia aderenti al Viso Pubblico che non, ma è importante tutti che ci siate, i rappresentanti delle forze dell'ordine, le autorità civili e militari, i rappresentanti delle associazioni. Vuol dire che stiamo piano piano creando anche noi una rete di legalità organizzate. Quindi grazie di cuore per essere qui e accogliamo con un bel applauso il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che ringraziamo per il suo saluto di apertura. Prego, sindaco. Ciao a tutte e a tutti, grazie e benvenuti a Verona. Sono oltre che contento e orgoglioso di essere qui a rappresentare la città e ad accogliere questa iniziativa che parte da lontano, che parte con i giovani, che parte da un'istituzione come la Regione che crede in questi messaggi, in questo impegno e
e proprio da questa parola credo che debba partire il significato di quello che deve essere qualsiasi giornata di memoria. La memoria rimane memoria se non la si abbina alla parola impegno, e credo che guardando le tanti giovani che siete qui e l'impegno che le autorità militari, civili che sono presenti mettono sul campo tutti i giorni è il futuro a cui dobbiamo guardare, e per guardare al futuro ovviamente bisogna seminare e soprattutto essere insieme. Credo che la condivisione di questi valori, la condivisione di questa iniziativa abbia questo senso da parte nostra, da parte dell'amministrazione. Abbiamo voluto specificare un assessorato alla trasparenza, alla legalità, alla sicurezza perché Verona ne ha bisogno, tutte le comunità, Verona in particolare, soprattutto di prendere consapevolezza di alcuni fenomeni che sono forse meno appariscenti ma sicuramente più pericolosi di tanti altri, e ecco, simbolicamente credo che oggi sia quel passo avanti che bisogna fare in queste situazioni per tradurre la memoria in impegno e soprattutto per essere protagonisti del nostro futuro, del vostro futuro, e quindi sono davvero contento che questo avvenga a Verona, nella nostra città, e quindi grazie Pierpaolo, Avviso Pubblico, grazie a Libera e grazie alla Regione Veneto per questa iniziativa, e grazie a voi ragazzi per l'impegno e questa semina. Grazie. Grazie Sindaco. Grazie delle sue parole. Chiederei di portare un saluto al Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Grazie perché la Regione Veneto con questa legge da 8 anni sostiene questa. Ne approfitto finché arriva il Presidente per salutare anche tutte le persone che in questo momento ci stanno seguendo in streaming. Vi chiederei un applauso anche per loro perché sono diverse e quindi la forza di questo progetto è di avere tante persone in presenza ma anche tante persone collegate. Ben arrivate. Prego Presidente. Grazie a Libera e a Avviso Pubblico che tanto fanno e tanto lavorano per questa giornata ma anche durante tutto l'anno. Grazie ai rappresentanti delle forze dell'ordine che sono qui presenti oggi e che fanno tantissimo per la nostra sicurezza tutti i giorni dell'anno. Grazie agli amministratori locali che si impegnano nel proprio territorio per fare sempre meglio. Grazie agli insegnanti, ma soprattutto grazie ai ragazzi che si sono impegnati in questo progetto, perché è da voi che deve partire una nuova cultura della legalità. È veramente importante per l'impegno che ci avete messo quest'anno. Io vi porto i saluti di Luca Zaia che mi ha chiesto di farli in questa occasione. Oggi sono qui a rappresentare la Regione con i colleghi Andrea Zanoni e Arturo Lorenzoni. Abbiamo anche il past collega Bruno Pigozzo che è stato uno che ha spinto tantissimo per la legge 48 del 2012 e ancora oggi si impegna nell'osservatorio regionale per la legalità e sicurezza. I nomi di quanti hanno sacrificato la loro vita nella guerra contro le mafie, i nomi delle vittime innocenti, eroi loro malgrado, dovrebbero essere sufficienti a stimolare noi tutti a combattere il male e quella cultura della morte di cui la mafia è la massima espressione contemporanea, tanto vigliacca quanto disumana. Come ebbe a dire Primo Levi, esiste un contagio del male. Chi non è uomo disumanizza gli altri. Ogni delitto si irradia, si trapianta intorno a sé, corrompe le coscienze e si circonda di complici sottratti con la loro paura o la seduzione. È la banalità del male, per usare una definizione di Hannah Arendt, è quella banalità che ci spinge a sottovalutare, a non comprendere, a tacere, a distogliere lo sguardo, a dimenticare. Con le sue iniziative, e non solo una volta all'anno, Libera e Avviso Pubblico ci invitano a guardare la realtà e lo fanno scandendo i nomi di quegli uomini e donne che sono caduti vittime innocenti della mafia e che devono vivere nella memoria di ogni cittadino, invitandoci a non diventare complici del male. La verità, secondo l'etimologia greca del termine, è la conquista della ragione e in quanto tale non può essere taciuta, negata o dimenticata. Ripetendo questi nomi noi chiediamo la verità, chiediamo di svelare l'inconfessabile, quanto è stato taciuto, quanto non si è voluto scoprire affinché
non scenda mai l'oblio affinché non ci si abitui alla banalità del male. La cultura della legalità è la cultura della vita. È quella primavera di cui ha parlato il Presidente Mattarella l'altro giorno a Milano, con salde radici nella democrazia, e una democrazia matura come la nostra non ha paura della verità, anzi la reclama perché non c'è libertà senza verità. Ce lo chiede chi è morto per difendere la nostra vita, ce lo chiedono le vittime innocenti di mafia. La mafia è cultura della morte, è menzogna, è violenza insensata, è inumana. Noi tutti siamo qui perché crediamo nella vita, nella verità e nella pace. Ricordiamo quanti sono morti, è da loro che sgorga la nostra primavera, senza mai dimenticare quanti ogni giorno si impegnano al massimo possibile, mettendo a repentaglio la loro stessa vita, per garantire a noi tutti la libertà. Il premio Legalità e Sicurezza che ogni anno come Consiglio regionale, come Regione Veneto assegniamo in questa giornata, che vede assieme istituzioni democratiche, appunto la Regione, i comuni, Associazione Libera e Avviso Pubblico, e sintesi di quel grazie che tutti i cittadini nei confronti di quanti combattono la cultura della morte e che nel loro esempio sono stimolo per noi tutti nella ricerca della verità, per non dimenticare mai che la cultura della legalità è esercizio quotidiano, impegno ma anche gioia di vivere e allegria e voglia di costruire assieme un futuro libero. E ragazzi, specialmente per voi, siete voi che dovete costruire il vostro futuro, perché siete voi che vivrete appunto il nostro futuro. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente. Grazie. Chiederei a Paolo Galeano, Sindaco di Preganziol, coordinatore regionale di Avviso Pubblico, di portarci il suo saluto. Io ringrazio anche i rappresentanti dei sindacati confederali che sono qui oggi e i rappresentanti di tutti i giornalisti e le giornaliste che ci stanno seguendo e stanno documentando questa giornata. Prego Paolo. Buongiorno a tutti, io vi porto i saluti di Avviso Pubblico, è davvero un onore essere qui oggi a rappresentare la rete, anzi la famiglia dei comuni, dei 111 comuni veneti che appunto fanno parte della nostra associazione. È davvero un onore essere qui oggi e il mio ringraziamento va anzitutto alla Regione Veneto, perché approvare una legge è un passo importante, finanziarne i progetti che da quella legge derivano per sviluppare e raggiungere gli obiettivi che quella legge si è data è un passo ancora più importante. E quello che è il progetto che noi chiudiamo oggi muove i passi da quei finanziamenti e da quegli intenti, quindi davvero un obiettivo, un percorso fondamentale che viene portato avanti all'interno della nostra regione, con le nostre scuole, con tutta la rete di persone che lavorano alla realizzazione del progetto. Per capire l'importanza di momenti come questi, di percorsi come questi, mi rifaccio alle parole del filosofo e sociologo Bauman, che diceva che se noi pensiamo a domani piantiamo il grano. Se pensiamo fra 10 anni piantiamo gli alberi. Se vogliamo costruire una società pensando ai prossimi 100 anni e davvero a quello che noi vorremmo che fosse il bene nelle nostre comunità, allora istruiamo le persone. Non possiamo però fermarci a pensare a quello che sarà, noi dobbiamo agire oggi ed è per questo che io ringrazio moltissimo, davvero in maniera molto intensa e sincera, tutti gli amministratori che compongono con i loro comuni, le loro squadre, la rete di Avviso Pubblico e tutte le persone che hanno lavorato anche in maniera volontaria, con impegno e sacrificio, alla realizzazione del progetto, perché noi dobbiamo sì chiedere ai giovani che prendano il testimone, ma dobbiamo oggi, non con le parole, ma con l'esempio, testimoniare quella coerenza a cui noi poi chiameremo i giovani più avanti per fondare davvero le radici di una società in cui la cultura della legalità è dominante e si vogliono davvero combattere le mafie. Quindi un qualcosa di concreto che va oltre le intenzioni e le parole, ma chiede un impegno costante che gli amministratori, nella stragrande maggioranza dei casi, mettono quotidianamente con fatica nelle loro amministrazioni per portare avanti impegno, concretezza nelle scelte che appunto poi quella cultura della legalità la testimoniano in ogni piccola decisione che viene fatta. Quindi un grazie sincero a tutti quelli che lavorano concretamente perché poi questi percorsi prendano piede in maniera concreta nelle nostre comunità. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Paolo. La giornata di oggi
si collega idealmente alla giornata del 21 marzo che si è celebrata a Milano qualche giorno fa con 70.000 presenze. Una grande associazione che promuove questa giornata è Libera, che lo fa insieme ad Avviso Pubblico e ad altre associazioni, quindi io chiederei a Pier Mario Fopp di portarci anche lui un breve saluto. Pier Mario Fopp è uno dei due coordinatori regionali di Libera Veneto ed è stata una persona che è venuta anche lui nelle scuole a portare il suo contributo. Prego Pier Mario. Grazie Pierpaolo, grazie ad Avviso Pubblico, grazie alla Regione e a tutti i sindaci presenti. Io rappresento Libera Veneto e sono molto contento di essere qui, anche perché oltre a rappresentare Libera sono stato sindaco e sono stato insegnante, per cui mi trovo molto bene con voi in questo momento. Il percorso che facciamo insieme ad Avviso Pubblico è estremamente importante, è un percorso di formazione, di conoscenza, però è un percorso che deve poi portare dei frutti. Come si diceva prima, chi mi ha preceduto ha detto che ci vuole impegno e l'impegno deve essere quello di far nascere da tutte le informazioni che avete ottenuto anche una partecipazione attiva. Come si fa ad avere questa partecipazione attiva? Bisogna, parlo per conto di Libera, far nascere dei presidi di Libera sui territori, pensare a farli nascere anche nelle scuole. E questo lavoro di far nascere i presidi per essere presenti, per essere delle antenne sul territorio, lo facciamo e stiamo cercando di farlo sempre di più con Avviso Pubblico, perché noi abbiamo bisogno di collaborare con Avviso Pubblico per entrare in contatto con le associazioni, con le persone dei vari comuni, in modo da costruire questi presidi. Avviso Pubblico ha bisogno di Libera per far aderire i comuni ad Avviso Pubblico e quindi è una sinergia indispensabile che bisogna portare avanti. Libera non si occupa solamente di mafie, questo purtroppo è il problema più importante, ma si occupa, sono tutti collegati anche di ambiente, si occupa di dipendenze, si occupa di intercultura. Per quanto riguarda l'ambiente, e so che questo è un tema molto importante per i giovani, dobbiamo fare di più. Don Luigi dice: andate nelle piazze, non siate autoreferenziali, graffiate. E noi dobbiamo graffiare in questo momento perché il nostro sviluppo, il nostro futuro non può essere mascherato dalla parola sostenibile, quando sostenibile molte volte non è, e dobbiamo stare molto attenti in una regione come la nostra al consumo di nuovo suolo, perché nuovo suolo vuol dire natura e voi ragazzi soprattutto avete bisogno di questo sostentamento, non possiamo più consumarne, ecco, questo è un messaggio. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie Pier Mario. Allora, adesso entriamo nel vivo della giornata. Lo dico a tutte le autorità, tutte le persone presenti, perché i protagonisti diventeranno le scuole, i ragazzi e i ragazzi. Ora, ogni scuola, iniziando dal liceo Messedaglia e poi si prepara all'Istituto Kennedy, avrà 5 minuti di tempo per raccontare che lavoro hanno prodotto al termine del percorso che hanno fatto e qual è la vittima innocente di mafia che hanno scelto di studiare, di approfondire la sua vita. Al termine della presentazione dei lavori delle scuole avremo un contributo via video di PIF in diretta. PIF è un giornalista, un autore televisivo, è una persona che ha fatto anche un film importante che diverse scuole hanno visto sul tema delle mafie, e poi procederemo al premio Legalità e Sicurezza e quindi l'ultima parte della giornata sarà dedicata alla lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Quindi iniziamo la presentazione dei lavori, invito i ragazzi del liceo Messedaglia di Verona, che è la città che ci ospita, accogliamoli con un grande applauso. Buongiorno. Allora, se vi presentate e ci raccontate il lavoro che avete fatto, così poi avremo modo di vederlo. Prego. Buongiorno a tutti, noi siamo gli studenti del liceo scientifico Angelo Messedaglia di Verona. Oggi vi presentiamo il cortometraggio Operazione Tramonto, che vuole essere una carezza per la piccola Nadia Nencioni, che a soli 9 anni perse la vita nella strage di Via dei Gergofili.
La poesia è stata scritta esattamente dalla ragazzina 2 giorni prima dell'attentato, poesia intitolata Tramonto. Questa poesia, a distanza di 30 anni, ha dato il nome all'operazione che ha condotto all'arresto del responsabile, il boss Matteo Messina Denaro. Buona visione. Grazie ragazzi. Guardiamo il vostro video allora, prego. Abbassiamo le luci. Il pomeriggio se ne va, il tramonto si avvicina. Un momento stupendo, il sole sta andando via, a letto. È già sera, tutto è finito. Dalle macerie dell'esplosione sono state estratte le pagine annerite di un quaderno su cui era stata scritta una poesia dal titolo Tramonto, composta solo qualche giorno prima della sua morte dalla piccola Nadia Nencioni. A 30 anni dalla strage, il nome della poesia viene ripreso per intitolare l'operazione di arresto del boss mafioso a capo della catastrofe. A custodire quella preziosa poesia è ora lo zio Luigi Rainelli, tra i pochi parenti rimasti dei Nencioni. 29 anni fa, 26 maggio 1993, città di Firenze. Le piccole Nadia e Caterina Nencioni non potevano sapere che quello sarebbe stato l'ultimo tramonto per loro. Erano le 1:04 di una notte quieta e in casa Nencioni tutti dormivano, quando un'autobomba, posta proprio vicino alla loro casa, scoppiò. Secondo alcune dichiarazioni, la bomba, posta sotto la Torre dei Pulci, avrebbe dovuto causare danni solo alla Galleria degli Uffizi, ma non fu così. Infatti, provocò la morte di un'intera famiglia e di oltre 48 vittime innocenti. È il 16 gennaio quando Matteo Messina Denaro viene arrestato dopo anni di violenza, sangue e illegalità. L'abbiamo saputo stamani anche noi. Queste sono le parole dette all'ANSA da Luigi Danelli, lo zio della bambina. Aver usato la poesia Tramonto di Nadia come titolo dell'operazione che ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro è un simbolo, un bel segnale che viene dato a tutti, non solo una carezza alle 2 bambine, nostre nipoti. Quindi il boss di Cosa Nostra è stato condannato all'ergastolo e gli verrà applicato il 41 bis. Era notorio, capitava, che il grosso boss mafioso, anche dall'interno del carcere, continuava a dirigere la propria cosca, continuava a dare disposizione attraverso i colloqui che aveva con i familiari, con lo stesso avvocato certe volte, attraverso anche i messaggi che riusciva a tenere, attraverso telefonate che riusciva ad avere con i parenti e con altri conoscenti, e quindi continuava ancora a esercitare quel potere. Allora il 41 bis, che significa limiti per i detenuti di un certo tipo ai contatti con l'esterno, è sicuramente importante. Il giudice Papalia sosteneva: mafia e cattiva politica sono strettamente collegate perché l'una ha bisogno dell'altra per raggiungere i propri scopi. Nel nostro nord produttivo la mafia è invisibilmente presente. Nessuno conosce il mafioso che spesso circola con prestanomi nei corridoi delle grandi società, negli studi dei commercialisti, e si introduce negli affari altrui con lusinghe, prospettando vantaggi e offrendo liquidità a chi ne ha bisogno. E se invece il mafioso lo si conosce? Continua il trend delle ultime settimane di vestire in stile Matteo Messina Denaro. In particolare sui social impazza la moda di mostrarsi fieri nell'indossare lo stesso abbigliamento che sfoggiava il boss al momento dell'arresto. Un cappotto di montone, un cappello beige di lana, dei pantaloni cargo, delle scarpe da ginnastica chiare. Questa tendenza è diventata virale quando è stata trattata per la prima volta dal deputato napoletano Francesco Emilio Borelli sui social. Sono tanti i negozi che, stando alle segnalazioni, avrebbero messo in vendita i vari capi di abbigliamento, anche per bambini, per assomigliare al boss di Cosa Nostra. Questo fatto denota una mancanza di rispetto verso tutte le vittime della mafia e le loro famiglie. Quello che dovrebbe essere un motivo di vergogna diventa invece una tendenza. Noi giovani dobbiamo essere protagonisti del cambiamento e della lotta per la giustizia. Costruiamo un futuro migliore facendo la nostra parte contro le mafie fin da adesso. Non rimaniamo indifferenti di fronte alle ingiustizie. Denunciamo ogni forma di attività illecita. Portiamo avanti il valore della legalità con coraggio e senso civico. Facciamolo per tutti coloro che hanno perso la loro vita a combattere la malavita o ne sono stati vittime innocenti.
Facciamolo per la nostra generazione, per proteggerci dalle conseguenze dell'infiltrazione mafiosa. Facciamolo per i posteri, affinché continuino a costruire un mondo libero, giusto e prospero per tutti. Le mafie, un fenomeno da prepotenti, un fenomeno con cui non si deve necessariamente convivere, ma contro cui si deve combattere. Il silenzio è mafia, la mafia uccide, il silenzio pure. Peppino Impastato. Bravissimi. Bravi. Complimenti, bravissimi. Potete accomodarvi. Grazie, se alziamo le luci per favore un attimo. Chiederei di salire sul palco i ragazzi dell'Istituto Kennedy di Monselice e si preparino i ragazzi dell'Istituto Aulo Ceccato di Thiene. Prego, buongiorno, ben arrivati. Buongiorno. Prego, presentatevi e presentateci il vostro lavoro. Buongiorno a tutti, siamo studenti e studentesse delle 2 classi quarte dell'indirizzo turistico dell'Istituto Kennedy di Monselice. Ringraziamo Avviso Pubblico per questa opportunità formativa. Vogliamo presentarvi il nostro elaborato che è frutto di un percorso in memoria di Peppino Impastato. Abbiamo conosciuto la sua storia attraverso la visione del film I 100 passi di Marco Tullio Giordana e abbiamo vissuto i 2 incontri di Avviso Pubblico con l'Associazione Libera, dove abbiamo ascoltato la testimonianza di Rocco Mangiardi e dello scrittore Gianni Belloni. Il nostro lavoro si è sviluppato attorno al pensiero di Peppino sulla bellezza e attualizzato dai sogni e dai vissuti di noi giovani di fronte a questa domanda. Oggi, se si insegnasse la bellezza? Passiamo le luci. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi, sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore da operazioni speculative. Ci si abitua con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale. E presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima. Ed ogni cosa, per il fatto che è così. Pare dover essere così da sempre e per sempre. Ed è per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza. Perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Se si insegnasse la bellezza del nostro ambiente e di tutto ciò che ci dona, la bellezza di vivere in un mondo da salvaguardare, da proteggere e non da uccidere o da sfruttare, pensando al futuro delle generazioni che verranno. Se si insegnasse la bellezza della pace, l'importanza delle piccole e semplici azioni che dobbiamo fare tutti per cercare di trasformare il nostro mondo in una casa di persone che si salutano, che si rispettano e condividono le proprie cose con gli altri. Se si insegnasse la bellezza dell'amore, fidandosi dell'altro per trasmettere qualcosa di concreto e buono, ascoltandosi quando le cose non vanno bene e valorizzando la ricchezza che ciascuno di noi porta nel cuore. Se si insegnasse la bellezza delle diverse culture, imparando a conoscerle, apprezzarle, condividerle, capendo che la diversità è ricchezza, eviteremmo di far sentire gli altri estranei. se si insegnasse la bellezza della giustizia, si eviterebbero situazioni di vita disumane e vivremmo in un mondo più corretto e rispettoso nei confronti degli altri. Se si insegnasse la bellezza di imparare, il bello di andare a scuola è stare con gli altri, non con lo scopo del risultato finale, ma del percorso significativo intrapreso. Se si insegnasse la bellezza del coraggio,
Le persone non si nasconderebbero più dietro una maschera e tutti saremmo più veri con gli altri e con noi stessi. Se si insegnasse la bellezza della memoria, oggi non saremmo indifferenti verso la menzogna, la falsità, il ricatto, la violenza e l'odio. Ci impegniamo a lottare per una vita più umana. Grazie, bellissimo, grazie per averci fatto riflettere sull'importanza della bellezza e di insegnarla oggi, declinandola nel tempo odierno. Quindi ecco i ragazzi dell'Istituto Aulo Ceccato di Thiene, chiedo di prepararsi i ragazzi del Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso. Eccoli, accogliamoli con un bel applauso, ben arrivati, avete fatto tanta strada per essere qui. Prego, presentatevi e presentateci il vostro lavoro. Buongiorno a tutti, noi siamo gli studenti dell'Aulo Ceccato di Thiene e oggi volevamo parlare di Daniele Polimeni. Daniele Polimeni era un ragazzo come tanti altri, aveva 19 anni, gli piaceva molto il calcio e era pieno di speranze e altre passioni. A causa dell'ambiente in cui era cresciuto è stato costretto ad entrare in una piccola rete criminale, ma nel profondo ha sempre sperato di cambiare la sua vita in meglio. Tuttavia ciò non accadrà mai perché verrà ucciso dalla mafia. Anche se noi non lo abbiamo mai conosciuto, ci siamo molto immedesimati nella sua storia perché era un ragazzo come noi in fondo. E appunto riteniamo che la sua storia, come molte altre, non vada dimenticata. Buona visione. Grazie. Oggi vogliamo raccontarvi una storia un po' particolare. Ci troviamo a Favazzina, una frazione che dista appena 4 km da Scilla, uno dei borghi più belli del sud Italia. Qui a Favazzina, nel quartiere di Santa Caterina, viveva Daniele Polimeni, un ragazzo che non ebbe un'infanzia facile e fu denunciato alcune volte alla Polizia di Stato. Ma dopo tutto, è sempre un ragazzo come noi, no? E chi non commette errori? Però Daniele per i suoi errori ha pagato, senza avere una seconda possibilità. Il 30 marzo del 2005 Daniele Polimeni scompare. Poche ore dopo l'accaduto, intorno alle 11 di sera, la sua auto viene ritrovata in fiamme lungo una strada del quartiere di San Gregorio di Reggio Calabria, però di Daniele non c'è ancora traccia. Solo 2 giorni dopo il corpo di Daniele viene ritrovato carbonizzato all'acquedotto di Favazzina. Le modalità del delitto fanno pensare che si tratti di una vera e propria esecuzione in stile mafioso. Non è difficile né affrettato giungere a questa conclusione. Daniele non ha avuto il tempo di iniziare la sua vita e insieme a lui i suoi genitori hanno fermato la loro. Ad oggi non si conoscono né il movente né gli autori del delitto, ma solo ad un'unica domanda si cerca risposta. Perché? Perché si è stati capaci di commettere un gesto così atroce? Perché proprio Daniele? All'acquedotto di Favazzina sorge un enorme murales con la scritta "Tenacia e colore contro rassegnazione e omertà". Nel punto in cui è stato ritrovato Daniele è stato piantato il fiore della memoria. Chissà se i tuoi assassini e chi ancora ricopre con omertoso silenzio sono riusciti in questi anni a guardarsi allo specchio, a sorridere come se niente fosse, alle loro madri, ai loro affetti, a trascorrere notti tranquille, o se, inconsapevolmente,
hanno fatto compagnia alle nostre notti insonni ed agitate dal dolore, con le loro notti altrettanto insonni ma agitate dalla vergogna e dal rimorso, per ciò che di così cattivo e crudele hanno commesso. Cara mafia, volevamo dirti solo questo. Anche noi vogliamo metterci in prima linea contro di te, per quello che possiamo, per far capire a tutti che è importante interessarsi anche a quei problemi che per noi sembrano piccoli e distanti, ma che in realtà sono più vicini di quanto crediamo. Anna e Pietro, i genitori di Daniele, sono per tutti noi un esempio da seguire e da imitare, perché anche nel momento più difficile della loro vita sono riusciti a rialzarsi in piedi e a utilizzare la loro forza e il loro coraggio per trasmetterci e per insegnarci quello che hanno imparato da questa orribile esperienza. Nulla è perduto, c'è sempre un modo per rialzarsi più forti di prima. Complimenti, bravissimi, bravissimi. Avete visto anche le tecniche che i ragazzi usano per rendere ancora più belli e efficaci i video. Ora ci sono i ragazzi del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso e si preparano i ragazzi del liceo Medi di Villafranca di Verona. Buongiorno ragazzi, ben arrivati. Bene, presentatevi e diteci un po' qual è il vostro lavoro. Allora, buongiorno a tutti, io sono Angelo Filippo, lei è Visentina Alice e rappresentiamo la classe quarta C del liceo scientifico Duca degli Abruzzi di Treviso. Noi, in quanto classe, abbiamo deciso di informarci sul sistema di corruzione, violenza ed omertà che tutt'oggi ci circonda, anche se non ce ne accorgiamo. Abbiamo avuto l'occasione e la fortuna di incontrare persone che hanno lasciato segni indelebili sulle nostre coscienze. Primo fra tutti abbiamo assistito ad una conferenza con il politico ed ex magistrato Pietro Grasso, stretto collaboratore di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e magistrato del maxi processo a Cosa Nostra. Fondamentali per noi sono stati anche gli incontri con le associazioni Libera e Avviso Pubblico e hanno avuto una grandissima importanza anche gli incontri con parenti stretti delle vittime di Cosa Nostra, che hanno deciso di collaborare con la giustizia e di difendere la memoria di tutti coloro che sono stati colpiti dalla criminalità. Queste sono state Silvia Stener, nipote di Eddie Walter Max Cosina, agente di scorta di Paolo Borsellino, morto nella strage di Via D'Amelio, e Piera Aiello, cognata di Rita Atria. Questi incontri ci hanno permesso di riconoscere quanto importante, attuale e universale sia il fenomeno delle mafie e quanto noi tutti possiamo fare del concreto qualcosa per combatterla e affrontarla. Così abbiamo deciso di percorrere i nostri passi in memoria di Peppino Impastato, per la precisione essi sono 100. Il nostro primo passo avverrà a maggio, quando avremo la fortuna di imbarcarci verso le meravigliose terre siciliane, in un viaggio di formazione, di consapevolezza e riflessione. Un viaggio verso la bellezza, quella bellezza che secondo Peppino Impastato andava insegnata, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Buona visione. Grazie ragazzi, guardiamo il vostro video. Si è suicidato. No, non sorprendetevi perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Peppino Impastato nacque a Cinisi da una famiglia mafiosa che abitava a soli 100 passi dall'abitazione del boss Gaetano Badalamenti. Egli si oppose al sistema creato dalla mafia basato sul silenzio, omertà e corruzione, diventando un attivista politico-culturale antimafioso. Così diventò una figura scomoda per la mafia e per questo venne ucciso. L'hanno ucciso a Giuseppe. Peppino, infatti, venne ucciso da un comando mafioso che lo picchiò, lo fasciò con il tritolo e lo fece saltare in aria. La sua morte, però, venne da subito posta in secondo piano al ritrovamento del corpo di Aldo Moro, avvenuto proprio nel medesimo giorno. Inizialmente un contorno, una figura, un'ombra incatenata a familiari mafiosi, assassini. Poi un giornalista, un conduttore radiofonico, un attivista, un combattente, un raggio di speranza sfocato ma imminente, che ha permesso di consacrare una nuova strada, in nome della libertà e della giustizia. Quella stessa strada verso la libertà che, percorsa di appena 100 passi, gli ha tolto la vita,
come un ladro nascosto dietro l'angolo alla luce del sole, con le persone che fanno finta di non vederlo. L'inosservanza della storia e della morte di Peppino Impastato, rimaste nell'ombra per il ritrovamento nello stesso giorno della vittima di terrorismo Aldo Moro, hanno tenuto segrete quelle iniziative di lotta alla mafia che ancora oggi, a distanza di 45 anni dal suo assassinio, rimangono indelebili nelle menti di chi non si rassegna a soccombere di fronte alle minacce, alle prepotenze, all'omertà, in poche parole alle logiche mafiose. La mafia è come una morte silenziosa, non sai quando e come ti avviluppa, eppure c'è, esiste, cresce e si evolve. Nella nostra quotidianità ha impiantato le sue radici che nel corso del tempo si sono insediate sempre più profondamente, portando a uno sviluppo sociale contaminato. Sono volti noti quelli della mafia, ma anche ignoti, menti raffinatissime nascoste tra i meditati misfatti di organizzazioni che controllano e organizzano attività di esclusiva pertinenza dello Stato. Eppure tutto rimane in un silenzio agghiacciante e la gente si abitua a tali silenzi. Dopotutto la mafia non è solo spari, ma anche corruzione. E quando non avvengono spargimenti di sangue, la comunità è noncurante della sua esistenza. E come ripeteva lo stesso Peppino Impastato, la mafia uccide, il silenzio pure. Grazie, grazie ragazzi. Bellissimo. Adesso chiedo ai ragazzi del liceo Medi di Villafranca di Verona di venire qui sul palco e di presentare il loro lavoro, e si preparano i ragazzi dell'istituto Euganeo di Este. Ecco, accogliamo i ragazzi del Medi con un bel applauso. Buongiorno, ben arrivati. Prego, presentatevi e fateci sapere qual è stato il vostro lavoro. Buongiorno a tutti. Oggi noi rappresentanti delle classi quarta H e quarta L del liceo Enrico Medi siamo qui per mostrarvi il nostro lavoro in memoria di 2 vittime di mafia, Patrizia Scifo e il padre Vittorio, ingiustamente uccisi per mano del mafioso Giuseppe Spatola. Abbiamo deciso di raccontarvi questa storia perché colpiti dal coraggio della giovane figlia di Patrizia di denunciare insieme alla nonna l'omicidio della madre e del nonno, e anche per ricordare che la mafia uccide anche donne e bambini senza alcuno scrupolo. Il nostro è un piccolo contributo per portare avanti la lotta contro la mafia con la convinzione che è importante credere nella libertà e costruire una società che crede nella legalità e non cede alla paura. Abbiamo realizzato un breve video per raccontare la storia di Patrizia e Vito, con alcuni semplici disegni pensati per coinvolgere anche il pubblico dei bambini. Grazie a questo lavoro abbiamo imparato non solo a onorare le vittime, ma anche a lavorare in gruppo, ascoltando le idee e i punti di vista altrui, non senza criticità, per arrivare all'elaborazione di un progetto che ispirasse altri ragazzi a portare avanti una lotta comune contro le mafie. Ringraziamo quindi l'associazione Avviso Pubblico e Libera e le professoresse Calanchi e Sbrozzeri per averci permesso di partecipare a questo concorso, mediante il quale siamo riusciti a comprendere l'importanza di questa giornata in memoria delle vittime di mafia. Buona visione. Buongiorno e benvenuti al Gemelli. Oggi, in occasione dell'anniversario della morte di Patrizia Scifo, abbiamo l'opportunità di parlare con la figlia, che per una fortuita casualità ha trovato una vecchia lettera della madre lasciata per lei. Passiamo quindi la linea al nostro inviato. Riccardo, a te la parola. Grazie Matilde e Rachele per la linea. Oggi sono qua con Angelica Monica, figlia di Patrizia, che oggi, attraverso una lettera, ci racconterà la storia della madre e del nonno. Ciao, sono Angelica Monica e oggi vi racconterò la storia di mia madre attraverso una lettera che mi è stata lasciata da lei prima che venisse rapita e uccisa, e anche la storia del nonno, suo padre, che è morto cercando di ottenere giustizia per la figlia. Mia cara figlia, ti scrivo questa lettera che leggerai quando sarai più grande per raccontarti la verità sulla nostra storia, partendo dal principio. Sono nata a Niscemi, da una famiglia nota per mio padre, il quale era il mago di Tobruk. A 17 anni mi sono innamorata di Giuseppe, il quale si descriveva come un tipo affascinante, alto e moro. In realtà si trattava di un uomo di 11 anni più grande, sposato e che apparteneva ad una cosca mafiosa. Infatti mio padre e mia madre non erano d'accordo, ma essendo giovani ed ingenua, presi la decisione di sposarlo. Questo mi portò a varie conseguenze, in quanto era violento e possessivo nei miei confronti, ma la nascita di nostra figlia, Angelica Monica, è stata la ragione per cui speravo di un cambiamento.
In realtà i maltrattamenti aumentarono e per il bene di mia figlia decisi di scappare e denunciarlo assumendomi la responsabilità. Il 18 giugno fu l'ultimo giorno in cui mio nonno vide mia madre. Era una sera come un'altra e mia madre mi aveva appena portato a casa dei miei nonni, dicendo che sarebbe tornata a prendermi la mattina successiva. L'indomani mio nonno si svegliò tranquillamente e fece colazione, aspettando che Patrizia venisse a prendermi, inconsapevole che quel momento non sarebbe mai arrivato. Mia madre era scomparsa. Iniziarono fin da subito le indagini da parte di mio nonno. Voleva sapere che cosa fosse successo a sua figlia. Anche la polizia iniziò a indagare, partendo da Giuseppe, ma egli aveva un alibi per quella sera. Mio nonno non credeva che il marito di sua figlia fosse innocente e portò avanti le sue ricerche nonostante temesse per la sua incolumità. Tuttavia, il profondo desiderio di giustizia per mia madre era più grande delle sue paure. Erano circa le 21:30 del 19 luglio del 1983, quando fuori dal bar di mia nonna qualcuno lo chiamò per nome. Egli si girò e non si accorse di nulla. Un uomo a volto scoperto tirò fuori la pistola e sparò a mio nonno, ponendo fine alle ricerche su mia madre e impedendomi per sempre di conoscerlo. Oggi desidero continuare a lottare per fare la differenza tra chi si vanta di essere uomo d'onore e chi ha il coraggio di ribellarsi e cambiare, anche partendo dal cognome, come ho fatto io. Io sono la prova che non è il DNA a decidere chi siamo, valgono le idee, i principi e quello che ciascuno di noi sceglie di essere. Bellissimo, complimenti e grazie. Prego, potete accomodarvi. Grazie molte. Allora invitiamo sul palco i ragazzi dell'Istituto Euganeo di Este e si preparano i ragazzi del Liceo Scientifico Ugo Morin di Venezia. Buongiorno ragazzi, ben arrivati. Prego. Buongiorno a tutti, noi siamo gli studenti dell'Istituto Euganeo di Este. Il progetto che abbiamo realizzato parla di una ragazza, Cristina Pavesi. Perché abbiamo proprio scelto Cristina Pavesi? Abbiamo scelto proprio Cristina perché, come noi, era una ragazza di Padova, non molto distante da Este, ma che condivideva sogni e speranze. In questo video abbiamo raccontato la sua storia per tenere vivo il suo ricordo attraverso immagini e frasi significative, il tutto accompagnato da una base musicale arrangiata e suonata da noi. Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere con questo video è un rinnovato impegno di ognuno di noi contro la mafia, perché non ci siano più vite e sogni spezzati. Una memoria pubblica e condivisa delle vittime è la prima importante azione per contrastare il silenzio che la mafia vorrebbe. Il silenzio nutre le mafie e noi siamo qui per reagire. Buona visione. Grazie. Guardiamo il vostro video. Impegniamoci a combattere il silenzio per combattere la mafia. Ricordiamo Cristina, la quale ha pagato con la vita per la verità della mafia. La verità non è solo violata dalle falsità, può essere ugualmente oltraggiata dal silenzio. La data del 13 dicembre 1990 ricorda l'attentato terroristico a bordo del treno Bologna-Venezia, che portò alla perdita della giovane Cristina Pavesi. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare questo tragico evento. Ogni giorno dobbiamo essere uniti nella lotta contro la violenza e l'intolleranza, impegnandoci per un mondo migliore. La memoria di Cristina ci spinge a continuare a perseguire questi ideali per un futuro più giusto e pacifico per tutti. Mia nipote Cristina, vittima senza giustizia della mafia di Felice Maniero. La mafia vive nel silenzio e uccide con la violenza. La nostra arma è la parola. La nostra forza è l'unità nella lotta. Non c'è pace per la libertà dove la mafia ha il controllo. La prima mafia si annida nell'indifferenza, nella superficialità, nel quieto vivere, nel puntare il dito senza far nulla e girarsi dall'altra parte. L'omertà uccide, la verità è la speranza. Cristina Pavesi era una giovane donna, vivace e ambiziosa, appassionata di teatro e con il sogno di trasferirsi a Bologna. Cristina era conosciuta per la sua gentilezza, bellezza e dedizione alle sue numerose passioni ed era profondamente amata dalla sua famiglia e dai suoi amici.
È uno scandalo che nessuno di noi sia stato imputato per l'assassinio di Cristina Pavesi. Ci hanno contestato la rapina e io non sono mai stato condannato per quell'assassinio. Uniti contro la mafia, per una società migliore sotto il cielo di questa terra. Grazie ragazzi, grazie per averci ricordato Cristina Pavesi, che con Matteo Toffanin, Silvano Franzolin e Marco Padovani sono le 4 vittime di mafia del Veneto. Quindi il Veneto è una regione che ha conosciuto la violenza e la barbarie della mafia sulla pelle di alcune persone e di alcune famiglie. Chiedo quindi adesso ai ragazzi del liceo Ugo Morin di Venezia e si preparano i ragazzi dell'istituto Silva Ricci di Legnago. Prego ragazzi. Buongiorno a tutti, siamo i ragazzi del liceo Ugo Scientifico Morin di Mestre e siamo 2 classi quarte, una di indirizzo scientifico sportivo e una di indirizzo di scienze applicate. Oggi siamo qui per presentare il nostro progetto, ma lascio la parola alla mia compagna che vi spiegherà meglio come abbiamo elaborato il nostro lavoro. Allora, intanto buongiorno a tutti. Il progetto realizzato dal nostro liceo è un breve cortometraggio che parla della vita di Rodolfo Buscemi, raccontato dal punto di vista della sorella Michela. Rodolfo non è altro che una delle tante vittime di mafia morte nel 1982 dopo essersi interessato alle indagini relative alla morte sorpresa del fratello Salvatore. Abbiamo scelto lui come vittima di mafia per mostrare quella che è la crudeltà, ma soprattutto la disumanità presente nella mente umana. Speriamo il filmato possa piacervi, ma soprattutto coinvolgervi. Buona visione. Salve a tutti, questa sera siamo qui per intervistare Michela Buscemi, un'attivista nota per la sua lotta contro la mafia in seguito all'omicidio dei suoi 2 fratelli. Prego, può cominciare a raccontarci l'accaduto dall'inizio? Sì, grazie, buongiorno. E innanzitutto grazie per avermi invitata. Parto subito sul dire che mio fratello, a un certo punto della sua vita, rimase senza lavoro e per sostenere la sua famiglia dal punto di vista economico si mise all'interno di un circolo del mercato nero e iniziò a vendere sigarette. E inutili però furono gli avvertimenti del clan mafioso e una sera del 1976 in un locale a Sant'Erasmo 2 uomini sfortunatamente irruppero e gli esplosero vari colpi di pistola, di cui gli ultimi a sfigurargli il volto. Come reagì tuo fratello minore alla morte di Salvatore? Allora, mio fratello inizialmente ne soffrì molto e infatti era determinato a fare giustizia a Salvatore, quindi decise di trasferirsi insieme a suo cognato, ma quando si sono trasferiti da Catania non sapevano bene da dove partire, quindi sono andati nel quartiere di Sant'Erasmo, dove Salvatore viveva, per iniziare le ricerche dei suoi omicidi. Dopo l'inizio delle ricerche, molti indizi lasciavano supporre che il mandante dell'uccisione di Salvatore fosse Filippo Marchese, boss di Sant'Erasmo. Un giorno di primavera, però, un gruppo di mafiosi suonò a casa di mio fratello, fingendo di essere lì per fargli un'offerta di lavoro. Lui e suo cognato, una volta scesi, vennero storditi e caricati all'interno di un bagagliaio e portati via. Arrivati in un magazzino, vennero brutalmente uccisi per poi essere gettati nell'acido, al fine di eliminare le tracce. Come se non bastasse, gli ulteriori resti dei cadaveri vennero gettati in mare all'interno di un sacco. E come lo hai superato? Guarda, ci è voluto un po' di tempo, ma nonostante tutto non mi sono mai rassegnata e ho trovato infatti il modo di combattere contro la mafia. E infatti adesso ho un ruolo direttivo dall'Associazione delle Donne contro la Mafia e continuo tutt'oggi a combattere contro le associazioni mafiose. Quello che voglio dire, in particolare agli uomini e alle donne, è che non bisogna scoraggiarsi e bisogna continuare a vivere per i loro familiari e per coloro che sono morti ingiustamente. Bisogna combattere anche contro le ingiustizie e non averne mai paura di parlare. Ma la mentalità mafiosa riguarda anche i nostri atteggiamenti quotidiani? Non so o faccio finta di non sapere, non vedo o faccio finta di non vedere. Se non mi fai copiare, ti pentirai della tua scelta.
L'importante sono io e solamente io. Gli altri e le loro vite passano in secondo piano, se non addirittura in terzo. Appena ti toccano, simula e cadi per terra. Dobbiamo vincere. Il rispetto verso le altre persone viene sempre dopo la vittoria. Hai visto Matteo che ha rubato le cuffiette a Federico? No, non ho visto niente. La mentalità mafiosa parte dagli atteggiamenti che assumiamo tutti i giorni. Chiederei adesso ai ragazzi dell'Istituto Silva Ricci di Legnago, che non ci presenteranno in video, ma un altro lavoro molto molto interessante, poi chiediamo di prepararsi ai ragazzi dell'Istituto Riccati Luzzati di Treviso per presentarci il loro lavoro. Prego ragazzi. Buongiorno a tutti. Noi siamo le classi quarta chimica e quarta informatica dell'Istituto Tecnico Tecnologico Silva Ricci di Legnago. E il percorso che abbiamo portato avanti ci ha permesso di conoscere la storia di alcune vittime di mafia e confrontandoci con le nostre insegnanti ci siamo poi soffermati su due figure in particolare, perché volevamo mettere in luce anche il contributo femminile alla lotta alla mafia. E quindi abbiamo collaborato per parlare della storia di Rita Atria e Emanuela Loi, simulando un'ipotetica intervista. Alcune domande sono le medesime, altre rispecchiano la vita specifica di queste grandi donne. Abbiamo realizzato un PowerPoint che contiene la storia di Rita e Emanuela, con foto, video e le domande che avremmo voluto porre a loro se fossero ancora qui, e ovviamente anche le risposte da noi immaginate. La vita di queste due donne si incrocia il 19 luglio 1992. Emanuela muore nella strage di Via D'Amelio e Rita, sconvolta dalla morte di Borsellino, comincia a morire finché sceglie di gettarsi nel vuoto qualche giorno dopo. Rita Atria è nata a Partanna, in provincia di Trapani, il 4 settembre 1974, in un contesto mafioso. Dopo l'omicidio del padre e del fratello, legati alla malavita organizzata, prende coraggio seguendo l'esempio della cognata, Piera Aiello, e diventa la più giovane testimone di giustizia italiana. Rita è ancora un'adolescente, una ragazza giovanissima che un giorno, invece di andare a scuola, decide di andare a denunciare il mondo criminale che ha visto fino ad allora, parlando e raccontando tutto quello che sa sulla mafia. La persona a cui decide di affidare tutto è Paolo Borsellino. Rita conosce, grazie a Borsellino, un lato della giustizia umano, professionale, compassionevole, serio e protettivo. È costretta a lasciare la Sicilia e a vivere a Roma, lontana dagli affetti, tranne quello della cognata, che la sostiene in quel percorso che lei stessa aveva già intrapreso. Sente che finalmente tutto può cambiare, in meglio. Ma a questo punto Rita si è trovata nel mezzo della storia grande, quella con la S maiuscola. Il suo aiuto, il suo magistrato, quello a cui lei aveva confidato tutto, Paolo Borsellino, muore ucciso nella strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Incapace di reggere anche questo colpo, Rita si suicida il 26 luglio del 1992, gettandosi da un palazzo romano. La madre ne distruggerà la foto sulla tomba, contraria alla scelta di Rita di testimoniare. Le rivelazioni e le dichiarazioni di Rita Atria sono state messe proprio agli atti del processo contro la mafia di Partanna. La morte di questa ragazza di neanche 18 anni, lucida e intelligente, non è stata inutile. Emanuela Loi è nata a Cagliari il 9 ottobre 1967, residente a Sestu. Emanuela si era diplomata alle magistrali con l'intenzione di fare la maestra. Prestissimo però aveva voluto tentare la strada delle forze dell'ordine. Il concorso in polizia lo passa subito e durante il corso per allievi agenti a Trieste si appassiona sempre di più al suo futuro lavoro. Emanuela Loi diventa poliziotta nel 1990 e spera di venire assegnata in Sardegna, in modo di riavvicinarsi a casa. Quando le comunicano che la sua destinazione è tutt'altra, ovvero Palermo, una città in cui è presente la guerra di mafia, la delusione è tanta, ma per i genitori e i fratelli non ha che parole rassicuranti e parte per la Sicilia, pronta a fare il suo dovere. Pur giovane, Emanuela Loi è brava a ricoprire subito incarichi delicati. È una tiratrice scelta e finirà nel servizio di scorta.
Quando il giorno della strage di Capaci la madre la chiama terrorizzata, lei la tranquillizza in tutti i modi, anche perché Emanuela non ha raccontato a casa che ha iniziato a lavorare nelle scorte, un lavoro che negli anni 90 a Palermo è uno dei lavori più rischiosi che esistano. Nel giugno del 1992 viene affidata al servizio di scorta del magistrato Paolo Borsellino. La fine arriva nel modo più tragico. Muore a soli 24 anni, il 19 luglio 1992, vittima della strage di Via D'Amelio. Con il sogno di tornare a lavorare a Cagliari e di poter sposare il fidanzato. Con lei persero la vita, oltre al giudice Paolo Borsellino, i colleghi Walter Di Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Emanuela Loi diventa così la prima poliziotta a cadere per cause di servizio. Il lavoro svolto ci ha aiutato a capire che ciascuno di noi deve contribuire a diffondere la cultura della legalità, con un atteggiamento di rispetto delle regole fondato sulla consapevolezza della loro importanza. Le regole vanno rispettate nelle piccole come nelle grandi cose. Il fenomeno mafioso non può essere combattuto e vinto dalle sole istituzioni o con il ricorso a misure repressive. La mafia è prima di tutto una cultura antidemocratica. Per vincerla è indispensabile che tutti i cittadini facciano crescere una cultura opposta, fatta di democrazia, ricerca di valori essenziali e spirito critico. Perciò ognuno nel quotidiano deve fare la propria parte, il proprio dovere, e quando trova delle difficoltà nella propria vita non deve tirarsi indietro. Ognuno può offrire il proprio contributo per il bene comune. Il cambiamento parte da ciascuno di noi. Solo in questo modo non rendiamo vano il sacrificio di tutte quelle persone coraggiose che hanno perso la vita per rendere migliore il nostro paese. Grazie. Se lo mettete lì. Grazie ragazzi, complimenti per il vostro lavoro. Adesso vediamo il lavoro dell'Istituto Peccati Luzzati. Si preparano i ragazzi dell'Istituto Superiore Feltre di Feltre. Prego ragazzi, facciamo un bel applauso, ben arrivati. Prego. Buongiorno a tutti, siamo Giorgio Alessandro, Gioia Durigon e Rocco Nucci, studenti dei Riccati Luzzati di Treviso. Quest'anno le nostre insegnanti ci hanno proposto di approfondire il tema della legalità e in particolare la tematica della mafia. Abbiamo riflettuto molto sulle implicazioni che l'illegalità ha nella vita quotidiana e grazie al progetto proposto da Avviso Pubblico e Regione Veneta abbiamo capito che le vittime innocenti di mafia non sono solo le persone uccise dalle organizzazioni criminali, ma anche i loro familiari e tutti noi che siamo parte integrante della società civile. Il nostro lavoro di quest'anno ha comportato attività di ricerca e raccolta dati, confronto e dibattito, visione di film e documentari, webinar e incontri con imprenditori vittime di mafia. Quando abbiamo iniziato a consultare i nomi delle vittime di mafia presenti sul sito di Libera, ci siamo accorti che, oltre ai nomi solitamente noti un po' a tutti, c'erano tanti nomi sconosciuti ai più. Siamo rimasti sconcertati scoprendo quante persone, anche della nostra età e senza alcun collegamento con l'ambiente mafioso, sono state uccise per errore. E questo significa che ognuno di noi, teoricamente, potrebbe trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ci ha colpito anche il fatto che sono tanti bambini trucidati dalla mafia per ritorsione verso i familiari pentiti e molte sono le persone però che coraggiosamente e volontariamente hanno scelto di opporsi all'illegalità. Ognuna di queste persone rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo dei principi di legalità nel nostro Paese. Abbiamo scoperto soprattutto che i fatti illeciti si verificano anche in Veneto, un territorio che credevamo immune a questo fenomeno. Nel momento in cui abbiamo dovuto realizzare il video, che tra poco vi mostreremo, è stato difficile scegliere un unico personaggio sul quale costruire un racconto, avendo analizzato la vita di diverse vittime di mafia. Siamo stati rimasti colpiti dalle storie di ognuno di loro. Abbiamo notato che in ogni mese dell'anno c'è almeno una vittima di mafia da ricordare, per cui ci siamo impegnati nella realizzazione di un calendario virtuale che abbiamo chiamato 365 giorni contro la mafia.
Non tutti i mesi sono stati rappresentati, perché intendiamo passare il testimone a chi verrà dopo di noi, per continuare a coltivare la memoria e l'impegno. Come vedrete, le pagine del calendario scorrono velocemente, ma chi volesse leggere in modo dettagliato quanto scritto dovrà dedicare un po' di tempo alla visione, fermando le pagine, concentrandosi sulla lettura e riflettendo su quanto accaduto. Troppo spesso ascoltiamo le notizie velocemente di sfuggita, mentre invece dovremmo dedicare del tempo per riflettere e comprendere. Solo così potremo acquisire la consapevolezza di essere cittadini attivi. Auguriamo a tutti una buona visione. Grazie ragazzi, guardiamo il vostro video. Bellissimo questo calendario della memoria. Grazie ragazzi. Adesso accogliamo con un bel applauso i ragazzi dell'Istituto Feltre e si preparano i ragazzi dell'Educantato Statale San Benedetto di Montagnana. Prego ragazzi. Buongiorno a tutti, siamo Luciano Colle. E Ilaria Maudetto. Oggi rappresentanti dell'Istituto Superiore di Feltre, Belluno, in particolare delle classi di indirizzo informatico e relazioni internazionali e marketing. Innanzitutto ringraziamo Libera, Avviso Pubblico, Regione Veneto e le nostre insegnanti Patrizia Bellotta, Lucia Tirone e Simonetta Turrin, che ci permettono oggi di essere qui ad esporre il nostro progetto, con cui vogliamo dare il nostro contributo a questa speciale giornata. La nostra idea è stata quella di creare un giornale, la Gazzetta della Legalità, con cui ogni studente potrà dare il suo contributo, con articoli, notizie ed informazioni. Oggi la Gazzetta della Legalità presenta un video riguardante il caso di Giuseppe Di Matteo. Grazie ancora e buona visione a tutti. Grazie ragazzi. Sono stato rapito, io, Giuseppe Di Matteo, figlio di un pentito. Il 23 novembre del 1993 sono stato portato via dalla mia famiglia con l'inganno. Perché? Perché mio papà per una volta decise di fare la cosa giusta. Cosa Nostra mi ha usato per far tacere mio padre. Stavano usando la vita di un bambino per vendetta. Minacciarono mio nonno e mio padre, il quale era deciso a fare la cosa giusta. È colpa sua se io ho perso il mio bambino, se ha sbagliato a pentirsi. Ha sbagliato a essere mafioso, ha sbagliato prima, disse la madre di Giuseppe. Venni rapito nel cortile del mio maneggio. Da lì fui trasferito diverse volte prima che mi lasciassero in un bunker. Almeno così credo, non riuscivo a capirlo. Ero allo stremo delle mie forze, 1000 pensieri mi perseguitavano ormai. Erano passati quasi 2 anni, o almeno così pensavo.
L'ultimo mio giorno, come scoprì in seguito, i miei 3 rapitori entrarono e dissero di mettermi in un angolo, il quale sarebbe stato il mio letto. Uno dei rapitori mi colse di sorpresa e mi mise una corda intorno al collo, mi tirò indietro e mi appoggiò a terra. Poi un altro rapitore si mise sopra le mie gambe per evitare che mi muovessi. Uno dei 3 mi sussurrò un lieve "mi dispiace, tuo papà ha fatto il cornuto". Non reagì, ero debole e non me l'aspettavo. Non mi mancava né cibo né acqua, ma mi mancava la cosa più importante, la libertà. Stavo morendo e non riuscivo nemmeno a capirne il motivo. Ho fatto un solo e piccolo balzo e poi non mi mossi più. Mi guardavo attorno per vedere cosa stesse succedendo. Uno dei rapitori mi spogliò. Mi ero urinato addosso dalla paura, ma non mi importava. Poi gettarono l'acido nel fusto e mi presero, uno per i piedi e 2 per le braccia. Così mi misero nell'acido e se ne andarono. Uno dei 3 rapitori poi scese a vedere la situazione e di me trovò solo un pezzo di gamba e una parte di schiena. Poi andarono tutti a dormire come se non avessero appena tolto la vita ad un ragazzo innocente. Grazie ragazzi, bellissimo. Allora, accogliamo con un bel applauso i ragazzi dell'Educantato San Benedetto di Montagnana, prego venite, e si preparano i ragazzi dell'Istituto D'Accollo di Conegliano Veneto. Prego. Buongiorno, noi siamo Anna e Linda e siamo della seconda del liceo economico-sociale dell'Educandato Statale San Benedetto di Montagnana e rappresentiamo il lavoro che abbiamo svolto con l'associazione. Noi abbiamo approfondito la storia di diverse vittime innocenti di mafia e abbiamo realizzato diversi lavori su di essi e abbiamo deciso di raccontarvi la storia di Matteo Tofanin con un semplice gioco dell'oca. Questo lavoro è un'idea nostra e insieme alla classe l'abbiamo realizzato e approfondito. Se me lo date qua il microfono. Grazie. Guardiamo il vostro video. Noi abbiamo deciso di metterci in gioco contro le mafie. Abbiamo pensato di realizzare un gioco da tavolo semplice e coinvolgente per far conoscere la storia di Matteo Tofanin, vittima innocente di mafia. È adatto a tutti e di facile comprensione ed ha lo scopo di riflettere sulla mafia in più occasioni e anche in compagnia. Ognuno di noi ha elaborato 2 caselle del gioco. Questo è il lavoro completo, il tabellone. Le regole del gioco sono quelle del gioco dell'oca e noi abbiamo aggiunto che il contenuto della stanza, formata da 2 caselle, va letto ad alta voce solo una volta durante la partita dal primo giocatore che ci arriva e in alcune stanze si trova una penitenza e se a causa di questa si dovesse entrare in una nuova stanza, la penitenza non avrà effetto. E ora tiriamo il dado e scopriamo le tappe principali della vita di Matteo. Matteo Tofanin nasce a Padova nel 1969. Matteo incontra Cristina per la prima volta ad una festa organizzata da un'amica in comune. Matteo, Cristina e gli amici vanno a Jesolo con la Mercedes dello zio. 2 uomini armati sparano alla Mercedes con dentro Matteo e Cristina e il 3 maggio 1992 Matteo viene ucciso. Cristina scopre che Bonaldo, pregiudicato e ricercato dalla mafia, ha una Mercedes bianca 190E, come quella dello zio di Matteo. Le indagini non portano a nulla, il caso viene archiviato senza giustizia per Matteo. A 30 anni di distanza l'associazione Libera riesamina i fatti e i documenti. Matteo è stato ucciso per uno scambio di persona. Il vero obiettivo era Marino Bonaldo, pregiudicato e legato alla mafia del Brenta. Matteo è riconosciuto ufficialmente come vittima innocente di mafia.
Il ricordo di Matteo è vivo e continua anche grazie alle nuove generazioni. Durante questo lavoro siamo riusciti a comprendere meglio e a riflettere sul tema della criminalità organizzata e sull'impatto negativo che essa esercita a discapito della società, delle organizzazioni e dei singoli soggetti. Siamo stati colpiti dal fatto che la mafia è attiva anche nel nord Italia e ci sono state delle vittime innocenti, ne esempio Matteo Toffanin, originario di Padova, morto per uno scambio di persona. Vogliamo ricordare anche tutte le persone che sono state colpite dalla mafia e che ne combattono ancora oggi contro di esse. Grazie ragazzi, bellissimo l'idea anche del gioco, speriamo che questo gioco sia diffuso in tutte le scuole e in altre realtà per aiutarci a capire il fenomeno, ma soprattutto cosa fare per prevenirlo e per contrastarlo. Diamo il benvenuto quindi ai ragazzi dell'Istituto D'Accollo di Conegliano Veneto e si preparano i ragazzi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Dolo. Accogliamo con un bel applauso i ragazzi, prego, microfono. Buongiorno a tutti, noi siamo Paolo e Giulia della seconda BT dell'Istituto Francesco D'Accollo di Conegliano, indirizzo turistico, e oggi vi parleremo di Eddie Walter Max Cosina. Eddie era un uomo della scorta di Paolo Borsellino che morì insieme al giudice il 19 luglio del 1992. Abbiamo scelto proprio Eddie in seguito a un incontro avuto con Silvia, sua nipote, che ci ha raccontato quanto fosse legata allo zio e quanto lui fosse un punto di riferimento per la sua famiglia. Eddie era una persona veramente gentile e generosa, ma soprattutto altruista. Infatti pensava sempre agli altri prima che a se stesso, tanto che le ultime parole che pronunciò sul letto di morte dopo la strage furono "come stanno i miei ragazzi", riferendosi agli uomini, ai suoi colleghi della scorta. Per ricordarlo abbiamo deciso di creare un ebook, ovvero un libro digitale al cui interno si possono inserire varie immagini, file multimediali, testi e video. Abbiamo deciso di lavorare in gruppi e ogni gruppo aveva un argomento da trattare. In particolar modo abbiamo iniziato a parlare con la strage di Via D'Amelio, che abbiamo spiegato attraverso un video di pochi minuti, e poi abbiamo inserito anche un articolo di giornale sulla strage che ci ha aiutato a collegarci alla figura di Eddie. Per rappresentare Eddie non abbiamo inserito soltanto immagini e testi, ma anche una canzone scritta da nostri 3 compagni di classe e in più una lettera che ha scritto una nostra compagna di classe che si è voluta immedesimare in Silvia e adesso ascolteremo. Grazie, guardiamo il vostro video. Caro Eddie, sono passati 30 anni da quel giorno che può sembrare lontano ma che non è. Rivivo ogni giorno il momento in cui ho saputo ciò che era accaduto. Sono 30 anni che non sei più qui con me, a farmi da spalla dove poter piangere, a tenermi per mano e a sorreggermi in modo da non cadere in caso io inciampassi. Eri quel fratello che non ho mai avuto. Avevi il dono di far sorridere tutti. Tu eri il custode dei nostri sorrisi. Ho un meraviglioso ricordo di te. Avevi il potere di avere il sole negli occhi e quello di vedere il buono negli altri e la capacità che avevi di innamorarti della vita ogni giorno che passava. Ho imparato molto da te, anche se siamo stati vicini solo fino alla mia adolescenza, anni che non potrò mai dimenticare e che sono stati splendidi finché qualcuno non ci ha diviso. Ti sei sempre preso cura di noi, hai dovuto assumere fin da subito incarichi importanti che richiedevano una certa responsabilità da quando il nonno è scomparso. Hai dovuto caricarti di un ruolo importante, quello del capofamiglia. Ci hai amato ogni giorno, chiedendoci sempre come stavamo e non ci hai mai lasciato soli. Anche se eri lontano, pensavi sempre a noi. Avevi uno spirito di protezione, volevi proteggere gli altri e soprattutto chi volevi bene, tra cui noi. E lo hai sempre fatto in tutti i sensi. Volevi proteggerci dalla preoccupazione che avremmo provato se avessimo saputo cosa saresti andato incontro. Se fossimo stati al corrente delle tue missioni che potevano tramutarsi in qualcosa di troppo pericoloso. E anche di quel pericolo che all'epoca tutti temevamo.
non dovevi essere di turno quel giorno, ma ancora una volta hai pensato agli altri, prima che a te stesso. Quando siamo venuti a conoscenza delle tue ultime parole dopo l'attentato di Via D'Amelio, il mio cuore è rimasto colpito da una furia di sentimenti. Quello è stato il tuo ultimo gesto d'amore nei confronti degli altri. Ti preoccupasti dei tuoi colleghi e di come stavano non appena ne avesti le forze. Non esistono parole che possono esprimere ciò che vorrei dirti. Ci sono cose come questa che non si possono descrivere, ma che puoi solo provare e cercare di trasmettere agli altri con parole ed emozioni tutte nostre. Mio caro zio, quanto vorrei riaverti qui al mio fianco, o almeno sapere tutta la verità, sapere chi ti ha portato via migliaia di chilometri da me. Tutti ti continuano a chiamare Eroe, non sapendo che era un soprannome che non ti piaceva avere. Eri una persona normale, con un cuore immenso, che poteva arrivare a capire gli altri con una sensibilità che pochi hanno e che la maggioranza al giorno d'oggi non riesce a dimostrare. Mi hai insegnato molto, Eddie. Ho imparato come amare profondamente gli altri, come io posso aiutare gli altri. Voglio dare una mano perché non si dimentichi il tuo nome e aiutare i giovani di oggi a camminare lungo le loro strade e a credere nei loro sogni, come tu hai saputo fare. Mi manchi, zio Eddie. Ti voglio davvero bene. Silvia. Grazie, complimenti, bellissimo. Bene, ci stiamo avvicinando alla fine della presentazione dei lavori delle scuole, poi interverrà PIF che ci ha comunicato che ha necessità di intervenire per ragioni di un altro impegno che si sta rischiando di sovrapporre. Allora, chiamerei sul palco i ragazzi del liceo Galileo Galilei di Dolo e poi l'ultima scuola, il liceo statale Celio Roccati di Rovigo. Bene, prego ragazze, benvenute. Il microfono. Buongiorno a tutti, siamo due studentesse di una quarta del Liceo delle Scienze Umane del Galilei di Dolo. Durante le ore di educazione civica abbiamo partecipato al progetto promosso da Avviso Pubblico sul fenomeno mafioso. Abbiamo avuto modo di incontrare inizialmente il giornalista Ugo Dinello, grazie al quale abbiamo preso consapevolezza dei meccanismi di infiltrazione mafiosa nel nostro territorio e della negazione dei diritti per tutti i cittadini là dove c'è mafia. In un secondo momento abbiamo potuto sentire la testimonianza di Graziella Accetta, mamma di Claudio Domino, brutalmente ucciso alla tenera età di 11 anni. Questo fatto è impressionante, ma Claudio è solo uno dei 109 bambini vittime di mafia. Nonostante la testimonianza fosse in collegamento a distanza, la classe era pietrificata dalla commozione, ma anche dalla grande forza di Graziella. In seguito a questi incontri abbiamo maturato l'idea di ricordare una vittima di mafia del nostro territorio e giovane come noi. In questo modo abbiamo conosciuto la storia di Cristina Pavesi, studentessa di 22 anni di Conegliano, uccisa per errore dalla banda di Felice Maniero. Abbiamo deciso di raccontare la sua storia tramite dei disegni accompagnati da una narrazione nella quale si avvicendano tre prospettive diverse, quella di Cristina, della zia e di Paolo Pattarello, membro della banda. Questo percorso ci ha fatto capire l'importanza di essere cittadini vigili, consapevoli e attivi nel mantenere la memoria delle vittime e nel lottare contro la mafia in un territorio che ne è contaminato. Come ha detto Don Ciotti a Milano durante la manifestazione di Libera il 21 marzo, questo è un tempo difficile, ma se lo viviamo insieme tutto questo è possibile vincere le mafie. Le mafie ci sono da 150 anni, tocca a tutti noi combatterle. La neutralità e l'indifferenza sono alleate delle mafie. Le mafie uccidono le speranze e la vita. Vogliamo fare un ringraziamento speciale alla nostra professoressa di italiano e latino che ci ha sostenuti ma soprattutto sopportati in questo percorso verso la consapevolezza. Grazie, guardiamo il vostro video. Sono Cristina Pavesi. Mi definisco una ragazza timida, dolce, con la testa sulle spalle, ma sempre attiva ed entusiasta della vita. Sono molto legata alla mia famiglia, soprattutto a mia zia Michela, la sorella di mio papà, con la quale trascorro molto tempo e mi confido sempre.
Le mie due più grandi passioni sono l'arte e il teatro. Infatti, dopo la laurea, il mio sogno è quello di studiare al DAMS di Bologna. Dopo aver terminato il liceo classico, mi sono iscritta all'Università di Padova. Sono vicina alla laurea e oggi, 13 dicembre 1990, sono andata all'università per incontrare il professore, relatore della mia tesi di laurea, per sceglierne l'argomento. Il colloquio è andato bene, il professore è entusiasta del mio percorso accademico. Una volta finito ero contenta e sono andata alla stazione per prendere il treno, che in questo momento mi sta portando a casa. Non vedo l'ora di poter dare la notizia alla mia famiglia. Non riesco a smettere di immaginare il giorno della mia laurea, alla festa che farò con i miei parenti e alla gioia e alla soddisfazione di mamma e papà. Il 13 dicembre 1990 Felice Maniero, boss della Mala del Brenta, a capo del suo comando, assalta un portavalori delle poste. La banda lo ferma all'altezza di Barbariga di Vigonza, perché in quel punto i treni iniziano a rallentare. Maniero e i suoi uomini, con un passamontagna sul volto, dopo la sparatoria con la polizia ferroviaria, decidono che è meglio usare qualcosa di più potente. Piazzano del tritolo per spezzare in due il vagone blindato. Ma al momento della deflagrazione dell'ordigno, alle 18:30, in quel punto stava passando un altro treno, quello sul quale viaggia Cristina, che muore sul colpo a soli 22 anni. Nella foga del momento la banda riesce ad impossessarsi del bottino di 6 miliardi di lire per poi sparire nella campagna veneta. Sono Michela, la zia di Cristina, e vi posso dire che i suoi sogni resteranno imprigionati lì, tra le lamiere roventi e le urla disperate di chi cerca di mettersi in salvo. Per lunghissimi anni i magistrati che si occupavano del caso negavano che si potesse parlare di vittima di mafia, perché, secondo la loro lettura, in Veneto la mafia non esisteva. Alla fine, dopo anni, la banda di Felice Maniero è stata condannata per associazione mafiosa e la Mala del Brenta è stata assimilata a tutti gli effetti alle altre mafie. Però io e la mia famiglia aspettiamo ancora giustizia. Ho perdonato Paolo Pattarello, uno dei membri della banda di Felice Maniero, dopo avermi confessato che ciò che l'ha tormentato in tutti questi anni di carcere è stata proprio la morte di Cristina. Non avevano pensato che ci potessero essere delle vittime. Credo fortemente nelle istituzioni e nei valori espressi dalla Costituzione. Credo altrettanto fortemente nell'impegno del singolo. Cristina è seme di speranza e per me rappresenta la forza di andare avanti. Grazie, complimenti per il lavoro che avete fatto. Bene, siamo all'ultima scuola che è il Liceo Statale Celio Roccati di Rovigo. Ecco le ragazze. Abbiamo chiuso con la presentazione di questo lavoro, chiudiamo quindi la parte riservata alle scuole e subito dopo avremo occasione di sentire il contributo di PIF. Prego ragazzi. Buongiorno a tutti, siamo qui a rappresentare la classe quarta C linguistico del Liceo Celio Roccati di Rovigo e con questo lavoro ci teniamo a ricordare la figura di Fedele De Francisca, giovane carabiniere morto in un agguato di mafia la sera del 14 settembre 1945 a Palma di Montechiaro. Come primo step è stato deciso che ognuno degli studenti sviluppasse la storia di una delle vittime di mafie. In seguito tutti i lavori sono stati letti in classe ed è stato scelto quello che riportava, in modo migliore e più toccante, la storia di una vittima che ben rappresentasse il sacrificio eroico di un innocente per mano mafiosa. Quella che ora ascolterete è la storia di Fedele De Francisca. Sono Fedele De Francisca, una persona come tante, un carabiniere come molti. Una vittima della mafia come troppe. Era già da molto tempo che bande armate di ladri e assassini diffondevano paura e preoccupazione nei paesi dell'Agrigentino. Per questo, io e il mio collega Calogero Cicero, un mio caro amico, eravamo stati assegnati al nucleo di sorveglianza dei fratelli Buggera di Favara. Fonti sicure ci avevano infatti informati che i banditi di Palma Montechiaro si aggiravano attorno alla fattoria in maniera sospetta. Il 14 settembre stavo svolgendo un normale giro di pattuglia intorno a questa fattoria. Era sera tardi. Ricordo l'aria fresca di campagna che faceva affiorare nella mia mente ricordi dolci e nostalgici della mia infanzia. Le estati passate nella fattoria del nonno, le sere tra gli amici, le cene in famiglia. L'aria limpida di campagna mi aiutava a calmarmi durante quella notte buia e sinistra. Avevo paura. Paura di un agguato, paura di rischiare la mia vita, paura di abbandonare la mia famiglia. Ma da carabiniere avevo scelto la paura come mia compagna d'avventure e ne ero ben consapevole. Però in notti come quella un po' me ne pentivo.
Stavo ripercorrendo il solito tragitto, quando dalla radiotrasmittente arrivò il messaggio di Cicero. Avevo trovato un sospetto bandito appostato dietro un masso sulla sommità della collina. Poco dopo degli spari. Accorsi subito ad aiutare Cicero. Eravamo riusciti a catturare quel malfattore, ma gli spari avevano attirato l'attenzione di altri banditi. Cominciarono a sparare verso di noi. Non mi sentivo più le gambe, la mia mente era annebbiata. Ce la farò mai? Riuscirò a sopravvivere? Non riuscivo a pensare ad altro. Mentre ricaricavo la pistola mi accorsi che Cicero era a terra, in una pozza di sangue. Corsi da lui immediatamente. Era ferito alla coscia e al fianco sinistro. Avevo perso coscienza. Stavo cercando di risvegliarlo, quando una pallottola mi ferì alla spalla destra. Ripresi subito il fuoco. Sparavo incessantemente, mentre la mia vista cominciava a farsi sfocata. Avevo paura. Paura per Cicero. Ce l'avrebbe fatta. Avevo paura per la mia famiglia. Come si sarebbe sentita se fossi morto? Sì, la morte. Lei mi faceva paura. In quel momento più che mai. Ma poi un'ultima pallottola sul petto. Un ultimo respiro. L'aria era ancora fresca. Che sollievo. Poi un bruciore lancinante. Sentivo delle voci di lontananza, sempre più lontane fino a svanire. E con loro pure io. Mi chiamo Fedele De Francisca. Sono una delle vittime della mafia e dal 14 settembre del 1945 ho 34 anni e così sarà per sempre. Grazie ragazze, bellissima questa lettera Fedele Di Francisca. Mi dicono che abbiamo collegato Piff e quindi gli farei un grandissimo applauso di benvenuto e di ringraziamento. Ciao Piff. Ciao. Grazie per essere qui con noi. Siamo più di 700 persone qui al Teatro Filarmonico di Verona. Sono scuole di tutto il Veneto che per 6 mesi hanno studiato cosa sono le mafie e hanno cercato di impegnarsi producendo dei video, un calendario, un gioco, delle lettere per ricordare le vittime innocenti di mafia. Tanti ragazzi e ragazze che magari molti di noi non conoscono, agenti di scorta, servitori dello Stato, funzionari pubblici. Ti abbiamo già presentato all'inizio, molti ti conoscono e sanno soprattutto la tua grande sensibilità per i temi di cui oggi stiamo parlando qui a Verona, ma in rappresentanza di tutto il Veneto, e quindi quanto sia importante, come hanno detto tutte le scuole, non essere indifferenti rispetto al tema delle mafie e della corruzione, ma metterci coraggio, impegno e speranza. Grazie per il tuo contributo e grazie per essere qui con noi, Piff. A te la parola. No, grazie a voi per avermi invitato. Sì, in realtà non ci sarebbe niente da dire, nel senso che già il fatto di aver fatto quello che state facendo va benissimo, nel senso che anzi ci sono certe volte c'è più consapevolezza al nord che al sud. Il problema è che al nord c'è sempre questa cosa, veniamo da generazioni la generazione dei nostri papà o dei vostri papà probabilmente magari avevo questa idea confortante che il problema della mafia fosse un problema del sud. Ecco, ora fortunatamente si è consapevole anche in questo, però un po' troppo in ritardo, perché la mafia al nord c'è da tempo. Quello che io posso dirvi che può essere utile è che lo dico a me stesso per primo, che bisogna ricordare questo. Uno, la mafia c'è e stabiliamo una volta per tutte che il mafioso non si veste da mafioso, ecco, non è che, perché ci sono stati anche per decenni politici che dicevano no, ma la mafia qua non c'è perché non c'è gente con la coppola, ecco. Il mafioso non è che stamattina si sveglia e si veste da mafioso. Io sono cresciuto a Palermo, sono nato e cresciuto a Palermo e gente con la coppola non ne ho mai viste, quindi stabiliamo che non c'è il vestito da mafioso, ecco. Soprattutto oggi che la mafia è molto più borghese e i figli dei mafiosi, di quelli che di una volta non hanno nessuna intenzione di passare per mafiosi, si passano per dei professionisti. E il problema, per esempio, dell''ndrangheta è come investire i propri soldi. L''ndrangheta è una delle mafie più potenti al mondo. È evidente che non investe in Calabria, che è un'economia un po' più povera, va nei posti dove l'economia è più florida, come per esempio il Veneto. E un'altra cosa che vorrei dirvi è di ricordare queste persone, come state facendo, non come dei supereroi. Non cadiamo in questo tranello, perché ovviamente viene spontaneo pensare che Giovanni Falcone come un supereroe, uno che io non facciamo l'altarino, perché se no scatta il meccanismo, io non potrò mai essere come Giovanni Falcone. Invece
la grandezza di Giovanni Falcone e di tutte quelle persone che hanno sfidato la mafia, come il poliziotto la storia del poliziotto che avete raccontato poco fa, è che erano persone che non avevano i superpoteri, perché probabilmente se avessero avuto i superpoteri sarebbero morti. Loro erano esattamente come noi. Ora, nessuno, poi non è che noi possiamo arrestare i latitanti, ognuno faccia quello che può fare, no? E quello che state facendo ora, che stiamo facendo ora, è esattamente quello che possiamo fare, cioè da studenti essere consapevoli di quello che sta succedendo intorno al mondo, intorno al mondo, ma soprattutto intorno nella vostra città, nella vostra regione. Questo poi non vuol dire non andare in discoteca, non andare al mare, non divertirsi, però non ignorate quello che sta succedendo intorno a voi, perché se no, se siete passivi, finisce come è finita come a casa mia a Palermo. Negli anni passati dicevamo la mafia non è un problema, se tu non disturbi i mafiosi, perché noi non abbiamo mai detto la mafia non esiste, tra di noi si diceva la mafia, se tu non la disturbi la mafia non ti disturba, e questa è ovviamente una stupidaggine, come una stupidaggine la leggenda che la mafia non uccide donne e bambini. Non le uccideva solo perché non c'era bisogno, ma quando ha avuto bisogno l'ha ucciso. Ma anche l'idea di fare una sparatoria con un poliziotto sapendo che intorno ci sono dei bambini o delle persone innocenti è già da criminali. Cioè tu stai anteponendo la tua persona, i tuoi interessi, e te ne freghi degli altri. C'è un'intercettazione, un pentito racconta di una riunione con Totorina e stanno organizzando un attentato e qualcuno, un mafioso un po' più sensibile, ha detto forse c'è il rischio che uccidiamo delle persone, dei bambini, e lui risponde anche in Jugoslavia uccidono bambini, intendendo la guerra in Jugoslavia. Cioè, affermiamo l'idea che i mafiosi sono delle bestie e non hanno nessuna sensibilità, antepongono il proprio interesse. Se poi qualcuno vi dice guardate, quello che state facendo state perdendo tempo perché la vita è più complicata, fate quest'altra citazione, perché c'è sempre uno zio che vi dice ma tanto la mafia, bisogna convivere, questo concetto qua. C'è un'intercettazione meravigliosa che secondo me, se io fossi stato un professore, un insegnante, avrei festeggiato, avrei stappato la bottiglia di champagne, che era di un mafioso che viene a sapere che la figlia di una sua amica vuole andare a una manifestazione in onore di Giovanni Falcone organizzata dalla scuola, e questo mafioso è arrabbiatissimo, non vuole che ci vada, perché quel gran cornuto di Falcone, lei non ci deve andare, tant'è che il giorno della manifestazione va a controllare se la figlia dell'amica se è andata alla manifestazione. Perché è un'intercettazione meravigliosa? Perché è la dimostrazione che la mafia ha paura delle scuole, della scuola italiana, nonostante sia sgangherata, spesso disorganizzata, gli cadono i tetti e ogni tanto i soffitti crollano. Nonostante questo, la paura, il mafioso non aveva paura di una retata della polizia, di un'indagine della magistratura, aveva paura della scuola italiana che organizzava una manifestazione. Questa è la prova, cioè il certificato che quello che stiamo facendo funziona. Prendere consapevolezza funziona, è esattamente quello che la mafia non vuole. Noi dobbiamo fare tutto quello che la mafia non vuole. Quindi, se state pensando che state raccontando storie di persone straordinarie, sappiate che voi state facendo esattamente quello che facevano loro. Ovviamente siete studenti, nessuno vi può chiedere di andare a arrestare un latitante, però vi si deve chiedere quello che state facendo. Ecco, noi stiamo facendo una cosa che disturba la mafia, stiamo parlando di mafia e stiamo prendendo consapevolezza. Grazie Pif, grazie. Questo è il grande applauso del Teatro Filarmonico di Verona, grazie per aver ricordato l'importanza della scuola, ci hai fatto tornare alla mente le parole di Antonino Caponnetto. La mafia teme la scuola più della giustizia. Grazie per il tuo impegno. Gesualdo Bufalino diceva sconfiggeremo la mafia non con un esercito, cioè con un esercito di insegnanti. Ecco, assolutamente, ed è per questo che è importante la scuola. Grazie molte, ciao Pif. Grazie a voi, ciao. Beh, una bellissima testimonianza.
Allora, adesso c'è un'altra parte importante che è il premio legalità e sicurezza che, lo dico per i ragazzi e le ragazze presenti, verrà conferito a delle persone che operano nelle forze di polizia, nella polizia locale, che si sono particolarmente distinte nel loro impegno per garantire sicurezza e legalità. Io chiederei ai rappresentanti della Regione del Veneto, il consigliere Lorenzoni, Bruno Pigozzo, la consigliera Sponda, di salire sul palco, per favore, perché iniziamo la premiazione. Prego. Ci raggiungete. Sarà un momento importante. Ci sono 15 persone che verranno premiate, ma alcune persone rappresentano dei gruppi di lavoro. Questa è la cosa importante che vorrei sottolineare, che c'è un impegno corale, costante, quotidiano, significativo e molto professionale. Quindi, grazie della vostra presenza, iniziamo la premiazione. Il primo ad essere premiato è Guglielmo Cassol, che è sostituto commissario, coordinatore della squadra mobile della Questura di Belluno, terza sezione reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Prego, buongiorno, ben arrivato. Prego. A lei il conferimento del premio. Spostiamo un attimo per agevolare le foto. Grazie e complimenti. La seconda persona che premiamo è Davide Boaretto, ispettore superiore della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova. Buongiorno e complimenti. Grazie. La terza persona è Andrea Montinari, vice ispettore della squadra mobile della Questura di Padova. Ecco, vice ispettore, buongiorno, ben arrivato e complimenti per questo premio. Grazie. Poi il premio viene conferito a Salvatore Cagliazza, assistente capo, coordinatore della squadra mobile della Questura di Treviso. Ecco, il premiato Salvatore Cagliazza non può essere presente, quindi ritira il premio in sua vece l'agente Loris Seminerio. Prego. Eccoci. Benvenuto, buongiorno e grazie. Grazie. Un altro premiato è Antonio Doimo, sostituto commissario della Polizia Postale delle Comunicazioni, sezione di Treviso. Eccoci. Buongiorno e complimenti. Grazie. Premiamo Alberto Crispo, agente dell'ufficio gabinetto della Questura di Venezia, e Loris Seminerio, agente della squadra mobile della Questura di Treviso.
Complimenti. Foto di rito. Grazie. Un altro premiato è Rocco Caccetta, ispettore della squadra mobile della Questura di Verona, quarta sezione reati contro il patrimonio. Chiederei al rappresentante della Questura di Verona anche se ci presenzia alla consegna di questo importantissimo premio. Grazie. Grazie. Allora, ora abbiamo un premio importante che è destinato al personale appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso la sezione anticrimine di Padova del raggruppamento operativo speciale e ritira il premio il tenente colonnello dei Carabinieri di Padova Gabriele Ventura. Buongiorno e complimenti. Ora abbiamo un altro premiato, Domenico Ariemma, vice brigadiere in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Conselve, provincia di Padova. Complimenti e grazie. Poi abbiamo un'altra persona premiata, Vincenzo Reggio, maresciallo maggiore in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Parona, qui vicino Verona. Prego. Buongiorno e complimenti per questo premio. Un altro premiato è il tenente Alessandro Cavaiuolo, in servizio presso la sezione informativa del Comando regionale del Veneto, appartenente alla Guardia di Finanza. Buongiorno e complimenti per questo importante premio. Bene, adesso abbiamo 3 persone che appartengono alla polizia locale. Mirko Scalabrin, assistente in servizio presso il Servizio Sicurezza Urbana del Corpo della Polizia Locale di Venezia. Bene, complimenti per questo premio. Chiederei all'assessore alla sicurezza e alla legalità del Comune di Verona, Stefania Zivelonghi, di raggiungerci qui sul palco perché diamo un premio importante a Giambattista Cavalli, agente scelto in servizio presso il laboratorio analisi documentale del Corpo di Polizia Locale di Verona. Buongiorno e complimenti per questo premio importante. Foto. Grazie e infine premiamo Marco Borgo, vice commissario appartenente al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino in servizio presso il Comune di Marano Vicentino. Buongiorno e complimenti. Un bel applauso a tutti i premiati
e li ringraziamo per come svolgono il loro dovere, il loro compito. Grazie ai rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Questura e della Prefettura. Grazie davvero per il vostro impegno. Grazie ai rappresentanti della Regione, grazie all'assessore Zivelonghi. Bene, adesso inizia una parte importante, l'ultima parte, che è una parte molto significativa, che è quella della lettura dei nomi. Allora, prego per favore di portare un altro leggio sul palco con un'asta e con un microfono. Qui ci sarà Antonella dello staff di Avviso Pubblico, qui Marco dello staff di Avviso Pubblico. Inizierà il sindaco di Verona la lettura dei nomi e chiederei per favore alle persone che hanno dato disponibilità a seconda di dove sono sedute di mettersi in fila da questa parte e da questa parte, gentilmente, quindi anche i rappresentanti delle istituzioni che avete dato disponibilità di leggere. Vi chiederemo di salire intanto in 10 sul palco, poi mano a mano che viene letto ciascun foglio che contiene 10 nomi, chi ha letto scende e sale un'altra persona. Ecco, chiedo per favore agli assistenti del teatro di portarci anche, ci serve anche il microfono per favore, che è lì. Ok? Prego. Salite, facciamo 10 persone intanto qua e là e le altre persone si mettono in fila. Vi prego per favore, adesso che iniziamo la lettura, di stare in silenzio, perché ricorderemo nomi e cognomi di 1069 persone, che dall'800 ad oggi si è riusciti, grazie alla grande opera che fa Libera, a ricostruirne la storia. Ma non sono tutti e tutte, tanti non sappiamo chi siano, e quindi leggere il loro nome è il primo modo per ricordarli. Io prego, ecco, di abbassare anche un po' le luci, abbiamo messo una musica di sottofondo. Iniziamo la lettura e ringrazio il sindaco Damiano Tommasi per dare il via a questa lettura. Prego. 21 marzo 2023, 28esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Vogliamo ricordarli tutti, le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelli di cui conosciamo le storie, quelli di cui sappiamo solo il nome e i tanti dei quali non abbiamo ancora conoscenza. Giuseppe Montalbano, Antonio Polimeni, Giorgio Fallara, Emanuele Attardi, Anna Nocera, Giorgio Verdura, Emanuele Notarbartolo, Emanuela Sansone, Luciano Nicoletti, Andrea Orlando. Gio Petrosino, Lorenzo Panepinto, Mariano Barbato, Giorgio Pecoraro, Bernardino Verro, Giorgio Gennaro, Giovanni Zangara, Costantino Stella, Giuseppe Rumore, Giuseppe Monticciò, Alfonso Canzio, Nicolò Alongi, Paolo Lipuma, Croce di Giangi, Paolo Mirmina, Giovanni Orcel, Stefano Caronia, Calogero Faldetta, Carmelo Minardi, Salvatore Barsalona, Giuseppe Zaffuto, Castrenze Ferreri, Salvatore Mineo, Gaetano Circo, Pietro Ponzo, Vito Stassi, Giuseppe Cassarà, Vito Cassarà, Giuseppe Compagna, Domenico Spatola, Mario Spatola, Pietro Paolo Spatola, Sebastiano Bonfiglio, Antonino Scuteri, Carmelo Lobrutto, Biagio Pistone, Antonino Ciolino, Antonio Mancino, Andrea Raia, Calogero Comaianni. Filippo Scimone, Calcedonio Catalano,
Agostino d'Alessandro, Calogero Cicero, Fedele De Francisca, Michele De Miceli, Mario Paoletti, Rosario Pagano, Giuseppe Scalia, Giuseppe Puntarello. Giorgio Comparetto, Angela Talluto, Raffaele Miceli, Angelo Lombardi, Vittorio Epifani, Vitangelo Cinquepalmi, Imerio Piccini, Masina Perricone Spinelli, Gaetano Guarino, Pino Camilleri. Giovanni Castiglione, Girolamo Scaccia, Giuseppe Biondo, Giovanni Sant'Angelo, Giuseppe Sant'Angelo, Vincenzo Sant'Angelo, Filippo Forno, Giuseppe Pullara, Nicolò Azzoti, Fiorentino Bonfiglio. Mario Boscone, Pietro Loria, Francesco Sassano, Emanuele Greco, Mario Spampinato, Giovanni Labrocca, Vincenzo Amenduni, Vittorio Levico, Giuditta Levato, Accursio Miraglia. Pietro Macchiarella, Nunzio Sansone, Emanuele Busellini, Margherita Clescieri, Giovanni Grifò, Giorgio Cusenza, Castrense Intravaglia, Vincenza Lafata, Serafino Lascari, Giovanni Megna. Francesco Vicari, Vitto Allotta, Giuseppe Di Maggio, Filippo Di Salvo, Vincenzo La Rocca, Vincenza Spina, Michelangelo Salvia, Giuseppe Casarrubea, Vincenzo Lo Iacono, Giuseppe Maniaci, Calogero Caiola. Vito Pipitone, Luigi Geronazzo, Leonardo Salvia, Epifanio Lipuma, Lacido Rizzotto, Giuseppe Letizia, Calogero Cangialosi, Marcantonio Giacalone, Antonio Giacalone, Antonio Di Salvo. Nicola Messina, Celestino Zapponi, Giovanni Tasquer, Vita Dorangricchia, Vincenzo Campoingrao, Carlo Guarino, Vito Guarino, Francesco Gulino, Candeloro Catanese, Michele Marinaro. Carmelo Agnone, Quinto Reda, Carmelo Lentini, Pasquale Marcone, Armando Loddo, Sergio Mancini, Carlo Antonio Pubusa, Gabriele Palandrani, Giovan Battista Aloe, Ilario Russo. Giovanni Calabrese, Giuseppe Fiorenza, Salvatore Messina, Francesco Butifar, Leonardo Renda, Antonio Sanginiti, Provvidenza Greco, Domenica Zucco, Filippo Intili, Salvatore Carnevale. Giuseppe Spagnuolo, Vincenzo Leto, Pasquale Almerico, Antonino Pollari, Vincenzo Di Salvo, Vincenzo Savoca, Giovanni Russo, Anna Prestigiacomo, Giuseppina Savoca, Vincenzo Pecoraro. Antonino Pecoraro, Antonino Damanti, Cosimo Cristina, Paolo Bongiorno, Antonino Giannola, Paolino Riccobono, Enrico Mattei, Giacinto Puleo, Giovanni Marchese, Giuseppe Tesauro. Pietro Cannizzaro, Mario Malausa, Silvio Carrao. Grazie. Pietro Cannizzaro, Mario Malausa, Silvio Corrao, Calogero Baccaro,
Pasquale Nuccio, Eugenio Altomare, Giorgio Ciacci, Marino Fardelli, Concetta Lemma, Cosimo Gioffre. Carmelo Battaglia, Giuseppe Burgio, Giuseppe Piani, Salvatore Surolo, Orazio Costantino, Giovanni Domè, Salvatore Bevilacqua, Mauro De Mauro, Rita Cacicia, Rosa Fazzari. Andrea Giangemi, Nicola Mazzocchio, Letizia Palumbo, Andrea Vassalla, Annalise Porta, Angelo Casile, Franco Scordo, Gianni Aricò, Luigi Lo Celso, Pietro Scaglione. Antonio Lorusso, Vincenzo Riccardelli, Antonella Valenti, Ninfa Marchese, Virginia Marchese, Giovanni Spampinato, Giovanni Ventra, Domenico Cannata, Paolo Di Maio, Alberto Calascione. Maria Giovanna Elia, Salvatore Feudale, Angelo Sorino, Emanuele Rivoli, Nicola Ruffo, Giuseppe Bruno, Calogero Morrale, Gaetano Cappiello, Francesco Ferlaino, Domenico Facchieri. Michele Facchinelli, Tullio De Micheli, Giuseppina Utano, Cristina Mazzotti, Angelo Calabrò, Alfredo Manzoni, Giovanni Pomponio, Luisa Fantasia, Mario Ceretto, Luigi Ciaburro, Gerardo D'Arminio, Giuseppe Moscarelli, Caterina Liberti, Salvatore Falcetta, Carmine Apuzzo, Salvatore Longo, Salvatore Buscemi, Francesco Vinci, Alberto Capua, Vincenzo Ranieri. Vincenzo Macri, Francesco Paolo Chiaramonte, Mario Ceschina, Rocco Corica, Pierantonio Castelnuovo, Agostino Aiello, Rocco Gatto, Stefano Condello, Vincenzo Caruso, Pasquale Polverino. Giuseppe Russo, Filippo Costa, Attilio Bonincontro, Donald Maccai, Mariangela Passiatore, Adriano Ruscalla, Michele Germanò, Ugo Triolo, Peppino Impastato, Antonio Esposito Ferraioli. Salvatore Castelbuono, Gaetano Longo, Paolo Giorgetti, Pasquale Cappuccio, Fortunato Furore, Augusto Rancilio, Pasqualino Perri, Alfonso Sgroi, Filadelfio Aparo e Mario Francese. Michele Reina, Giorgio Ambrosoli, Giorgio Boris Giuliano, Calogero Di Bono, Cesare Terranova, Lenine Mancuso, Giovanni Bellissima, Salvatore Bologna, Domenico Marrara, Vincenzo Russo. Antonino Tripodo, Rocco Giuseppe Barilla, Carmelo Di Giorgio, Primo Pedorcini, Baldessarre Nastasi, Orlando Legname, Pier De Santi Mattarella, Giuseppe Valorotti, Emanuele Basile, Giannino Losardo. Pietro Cerulli, Gaetano Costa, Carmelo Ianni, Domenico Beneventano, Marcello Torre, Vincenzo Abate, Giuseppe Giovinazzo, Ciro Rosetti, Filomena Morlando, Bruno Vinci. Graziella De Palo, Italo Toni, Antonio Colistra, Adelmo Fossati, Silvio De Francesco, Giuseppe Gullì, Tammaro Cirillo, Pompea Argentiero, Lucia Altavilla, Donata Lombardi. Vito Ievolella, Sebastiano Bosio, Leopoldo Gassani, Giuseppe Grimaldi, Vincenzo Mulè, Domenico Francavilla, Mariano Virone, Giuseppe Salvia, Mariano Mellone, Rossella Casini. Giuseppe Cottita, Michele Borriello, Francesca Moccia, Lorenzo Crosetto, Pierre Michel, Onofrio Valvola, Angelo Di Bartolo, Annunziata Pesce, Lucio Ferrami,
Caterina Clavarella. Luigi D'Alessio, Rosa Visone, Nicolò Piombino, Antonio Salzano, Pio La Torre, Rosario Di Salvo, Gennaro Musella, Giuseppe Lala, Domenico Vecchio, Antonio Valenti. Rodolfo Buscemi, Matteo Rizzuto, Silvano Franzolin, Luigi Di Barca, Salvatore Raiti, Giuseppe Di Lavore, Antonino Burraffato, Salvatore Nuvoletta, Antonio Maturo, Pasquale Paola. Paolo Giaccone, Vincenzo Spinelli, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo, Calogero Zucchetto, Carmelo Cerruto, Simonetta Lamberti, Giuliano Pennacchio, Andrea Mormille. Luigi Cafiero, Antimo Graziano, Genero De Angelis, Anna Maria Esposito, Antonio De Rosa, Elio Di Mella, Salvatore Dragone, Mario Lattuga, Giovanni Gambino, Francesco Borelli. Alfredo Agosta, Francesco Panzera, Vincenzo Enea, Giovanni Canturi, Raffaele De Cogliano, Aldo Iermano, Palmina Gigliotti, Graziella Maesano, Maria Maesano, Pompeo Panaro. Bortolo Pesce, Attilio Pesce, Filippo Scotti, Luigio Gravina, Mario Dodaro, Gioacchino Martino, Angelina Falco, Francesco Saverio Martino, Armando Clausino, Gian Giacomo Caccio Montalto. Pasquale Mandato, Salvatore Pollara, Mario D'Aleo, Giuseppe Bommarito, Pietro Morici, Bruno Caccia, Rocco Chinnici, Salvatore Barlotta, Mario Trapassi, Stefano Lisacchi. Sebastiano Alongi, Francesco Imposimato, Domenico Celento, Antonio Cristiano, Nicandro Izzo, Gioacchino Crisafulli, Francesco Brunnito, Salvatore Zangara, Patrizia Scifo, Vittorio Scifo. Luigi Cangiano, Lia Pipitone, Simone Di Trapani, Giuseppe Bertolami, Domenico Canatà, Serafino Trifarò, Francesco Pugliese, Pippo Fava, Renata Fonte, Crescenzio Casillo. Giovan Battista Altobelli, Lucia Cerrato, Anna Maria Brandi, Anna De Simone, Giovanni De Simone, Nicola De Simone, Luisella Matarazzo, Maria Luigia Morini, Federica Taglia La Tela, Abramo Vastarella. Pierfrancesco Leoni, Susanna Cavalli, Angela Calvanese, Carmine Moccia, Valeria Moratello, Giovanni Calabrò, Michele Brescia, Santo Calabrese, Vincenzo Vento, Pietro Busetta. Salvatore Squillace, Francesco Fabrizi, Salvatore Mele, Bruno Adami, Giuseppe Agatino Canavò, Paolo Signorino, Agostino Mastro di Casa, Adriano della Corte, Pietro Patti, Giuseppe Mangano, Gioacchino Taglia la Tela, Sergio Cosmai. Giovanni Carbone, Barbara Rizzo Asta, Giuseppe Asta, Salvatore Asta, Beppe Montana, Antonino Cassarà, Roberto Antiochia, Giuseppe Spada, Antonio Enrico Monteleone, Giancarlo Siani. Biagio Siciliano, Giuditta Milella, Carmine Tripodi, Graziella Campagna, Giuseppe Macheda, Mario Diana, Marco Padovani, Gianluca Canonico, Domenico De Maio, Angelo Biscardi. Giuseppe Lomoro, Giovanni Lomoro, Paolo Bottone, Giuseppe Pillari, Filippo Gebbia, Antonio Monreale, Francesco Alfano, Vittorio Esposito, Salvatore Benigno, Claudio Domino. Filippo Salsone, Giovanni Giordano, Nunziata Spina, Antonio Bertuccio, Francesco Prestia, Domenica De Girolamo, Luigi Staiano, Mario Ferrillo, Salvatore Ledda, Giovanni Garceo.
Sebastiano Morabito, Nino Duva, Luigi Aia Volasit, Francesco Guadalupi, Francesco Paolo Semilia, Gregorio Fenghi, Giuseppe Rechichi, Rosario Iozia, Giuseppe Cutruneo, Rosario Montalto. Antonio Civinini, Carmelo Ganci, Luciano Pignatelli, Giovanni Di Benedetto, Cosimo Aleo, Agnello Giordano, Giovanni Mileto, Antonino Scirtò, Paolo Svezia, Paolo Ficara. Roberto Rizzi, Amedeo Damiano, Giovanni Selis, Domenico Zappia, Giuseppe Insalapo, Giuseppe Montalbano, Natale Mondo Donato, Boscia Grazia Cimè, Francesco Megna, Alberto Giacomelli. Antonino Saetta, Stefano Saetta, Mauro Rostagno Luigi, Ranieri Carmelo, Zaccarello Girolamo, Marino Giulio Capilli, Pietro Ragno, Abed Maniami, Raffaele Antonio Talarico, Michele Virga. Giuseppe Mascolo, Francesco Salzano, Gianfranco Trezzi, Domenico Carabetta, Walter Briatore, Roberta Lanzino, Francesco Crisopulli, Giuseppe Caruso, Francesco Pepi, Marcella Tassone. Nicola D'Antrassi, Vincenzo Grasso, Paolo Vinci, Salvatore Incardona, Antonio Agostino, Ida Castelluccio, Domenico Calviello, Anna Maria Cambria, Carmela Pannone, Pietro Giro. Donato Cappetta, Calogero Loria, Francesco Longo, Giovan Battista Tedesco, Giacomo Catalano, Pietro Polara, Nicolina Biscozzi, Pasquale Primerano, Pasquale Miele, Giuseppe Tiziano. Gerry Essen Maslo, Gaetano De Ciccio, Domenico Guaraccino, Salvatore Benaglia, Gaetano Di Nocera, Michele Piromalli, Claudio Volpicelli, Andrea Cortilezzi, Antonio Donufrio, Vincenzo Medici. Provvidenza Buonasera, Bruno Conoviaco, Giuseppe Tallarita, Nicola Gioitta Iachino, Emanuele Piazza, Giuseppe Tragna, Giovanni Bonsignore, Antonino Marino, Rosario Livatino, Alessandro Rovetta. Francesco Vecchio, Andrea Bonforte, Giovanni Trecroci, Saverio Purita, Angelo Carbotti, Domenico Catalano, Maria Marcella, Vincenzo Miceli, Elisabetta Gagliardi, Giuseppe Orlando. Michele Arcangelo Tripodi, Pietro Caruso, Nunzio Pandolfi, Arturo Caputo, Roberto Ticli, Mario Greco, Rosario Sciacca, Giuseppe Marnalo, Stefano Volpe, Francesco Oliviero. Cosimo Durante, Angelo Raffaele Longo, Raffaella Scordo, Calogero Lapiana, Antonio Nunez, Pasquale Felicello, Marco Tedeschi, Ferdinando Barbalace, Marcella Di Levrano, Sergio Esposito. Andrea Esposito, Tobia Andreozzi, Antonino Pontari, Piero Carbita, Luigi Recalcati, Giuseppe Sottile, Luigi Volpe, Nicola Ciuffreda, Antonio Cezza. Cristina Pavesi, Salvatore Pellegrino Pratella, Angelo Alibrandi, Umberto Mormile, Domenico Falcone, Valentina Guarino, Angelica Pirtoli, Giuseppe Sceusa, Salvatore Sceusa, Vincenzo Leonardi. Antonio Carlo Cordopatri, Angelo Riccardo, Demetrio Quattrone, Nicola Soverino, Andrea Savoca, Domenico Randò, Giovanna Sandra Stranieri, Antonio Scopelli, Libero Grassi, Fabio De Pandi. Giuseppe Aliotto, Antonino Rampino, Silvana Foglietta, Salvatore Daddario, Renato Lio, Francesco Tramonte, Pasquale Cristiano, Stefano Siragusa, Alberto Varone, Vincenzo Salvatori. Serafino Ogliastro, Giuseppe Grimaldi, Giovanni Grimaldi, Salvatore Atieni, Nicola Guerriero, Giuseppe Sorrenti, Antonio Valenti, Noziante Scibelli, Vincenzo Giordano, Salvatore Vincenzo Surdo.
Gaspare Palmeri, Ignazio Aloisi, Onofrio Addesi, Francesco Augurusa, Giuseppe Piccolo, Pasquale Malgeri, Antonino Ludovico Bruno, Cirino Catalano, Michele Cianci, Domenico Bruno. Giovanni Cento, Filippo Parisi, Cosima Valente, Domenica Abruzzese, Francesco Paolo Pipitone, Antonio Raia, Salvatore Aversa, Lucia Precenzano, Paolo Borsellino, Antonio Russo. Fortunato Arena, Claudio Pezzuto, Salvatore Mineo, Giuliano Guazzelli, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Paolo Borsellino. Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loll, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Rita Atria, Paolo Ficalora, Luigi Sadio, Egidio Campaniello, Pasquale Di Lorenzo. Giovanni Pannunzio, Gaetano Giordano, Giuseppe Borsellino, Antonio Tamburino, Mauro Maniglio, Raffaele Vitiello, Emanuele Sauna, Giovanni Lizio, Antonio Di Bona, Nicola Palumbo. Giovanni Carnicella, Antonio Muto, Pasquale Auriemma, Pasquale Pagano, Paolo Coviello, Vincenzo Costa, Stefano Ceratti, Matteo Tofanin, Giuseppe Coletta, Alfio Camillo Giuga. Flavio Russo, Beppe Alfano, Lollò Cartisano, Pasquale Campanello, Vincenzo Danna, Vincenzo Vitale, Gennaro Falco, Nicola Remondino, Domenico Nicolò Pandolfo, Maurizio Estate. Fabrizio Nencioni, Angela Fiume, Nadia Nencioni, Caterina Nencioni, Dario Capolicchio, Domenico Nicitra, Carlo Lacatena, Stefano Picerno, Sergio Pasotto, Alessandro Ferrari. Mustafir Dris, Pino Puglisi, Raffaele Di Mercurio, Andrea Castelli, Angelo Carlisi, Calogero Zaffuto, Riccardo Volpe, Antonino Vassallo, Francesco Nazzaro, Giorgio Vanoli. Luigi Iannotta, Antonino Spartà, Salvatore Spartà, Pietro Vincenzo Spartà, Giuseppe Marino, Antonio Mazza, Fabio Garofalo, Michele Molfetta, Diego Passafiume, Giuseppe Sapienza. Lucio Del Rico, Filippo Piccione, Vincenzo Garofalo, Antonino Fava, Peppe Diana, Ilaria Alpi, Miran Rovatin, Luigi Bodenza, Maria Teresa Pugliese, Giovanni Simonetti. Salvatore Bennici, Francesco Maniscalco, Nicola Scrin, Melchiorre Gallo, Giuseppe Russo, Cosimo Fabio Mazzola, Liliana Caruso, Agata Zucchero, Leonardo Santoro, Palmina Scammardella. Antonio Novella, Francesco Aloi, Francesco Bruno, Saverio Liardo, Antonio D'Agostino, Angela Costantino, Carmelo Magli, Rosario Mauriello, Morou Sinan Coucau, Francesco Marcone. Serafino Famà, Gioacchino Costanzo, Peter Jules Onjack, Fortunato Correale, Antonino Buscemi, Giuseppe Montalto, Giuseppe Cilia, Claudio Manco, Antonio Brandi, Gianmatteo Sole. Genovese Paiucca, Pietro Sanua, Pierantonio Sandri, Giuseppe Giammonna, Giovanna Giammonna, Francesco Saporito, Natale De Grazia,
Cesare Boschin, Michele Ciarlo, Marcello Palmisano. Giovanni Carbone, Giuseppe Di Matteo, Francesco Tammone, Giuseppe Puglisi, Anna Maria Torno, Giovanni Attardo, Davide Sannino, Santa Puglisi, Salvatore Botta, Salvatore Frazzetto. Giacomo Frazzetto, Maria Antonietta Savona, Riccardo Salerno, Rosario Ministeri, Calogero Tramuta, Celestino Fava, Antonino Moio, Raffaele Pastore, Antonino Polifroni, Salvatore Manzi. Concetta Matarazzo, Michele Cavaliere, Francesco Giorgino, Nicola Melfi, Luigi Esposito, Antonio Falcone, Gennaro Ventura, Giuseppe Lafranca, Ciro Zirpoli, Giulio Castellino. Agata Azzolina, Raffaella Lupoli, Silvia Ruotolo, Angelo Bruno, Francesco Marzano, Andrea Di Marco, Ambrogio Mauri, Vittorio Rega, Augusto Moschetti, Luigi Fanelli. Michele Lerna, Incoronato Solazzo, Maria Incoronata Ravella, Erilda Zausci, Salvatore De Falco, Rosario Flaminio, Alberto Vallefuoco, Giuseppina Guerriero, Luigi Ioculano, Domenico Geraci. Antonio Condello, Maria Angela Ansalone, Giuseppe Maria Bicchieri, Giuseppe Messina, Graziano Montoni, Giovanni Gargiulio, Giovanni Volpe, Orazio Sciascio, Giuseppe Iacona, Davide Ladini. Saverio Ierace, Antonio Ferrara, Salvatore Ottone, Rosario Salerno, Stefano Pompeo, Filippo Basile, Chiso Telarai, Matteo Di Candia, Vincenzo Vaccaro Notte, Luigi Pulli. Raffaele Arnesano, Rodolfo Patera, Ennio Petrosino, Rosa Zazza, Anna Pace, Marco De Franchis, Francesco Salvo, Elisa Valenti, Antonio Lipiello, Salvatore Vaccaro Notte. Antonio Sottile, Alberto De Falco, Ferdinando Chiarotti, Francesco Scerbo, Giuseppe Grandolfo, Domenico Gullaci, Maria Colangiuli, Hamdi Lala, Gaetano De Rosa, Saverio Cataldo. Daniele Zoccola, Salvatore De Rosa, Giuseppe Falanga, Luigi Sequino, Paolo Castaldi, Gianfranco Madia, Valentina Terracciano, Raffaele Iorio, Ferdinando Liquori, Felice De Martino. Aldo Mazzotta, Tina Motoc, Michele Fazio, Carmelo Benvegna, Stefano Ciarmella, Antonio Della Bona, Maria Grazia Cutuli, Federico Del Prete, Torquato Ciriaco, Usan Balici. Antonio Petito, Giuseppe Francese, Francesco Santaniello, Stella Costa, Fabio Perissinotto, Domenico Pacilio, Gaetano Marchitelli, Claudio Tagliatella, Paolino Avella, Michele Amico. Giuseppe Rovescio, Antonio Vairo, Paolo Bagnato, Bonifacio Tilocca, Annalisa Durante, Stefano Biondi, Paolo Rodà, Gelsomina Verde, Dario Scherillo, Matilde Sorrentino. Francesco Estatico, Fabio Nunneri, Massimiliano Carbone, Antonio Landieri, Francesco Graziano, Antonio Graziano, Antonio Maiorano, Attilio Manca, Francesco Rossi, Attilio Romanò. Francesco Fortugno, Giuseppe Riccio, Daniele Polimeni, Gianluca Congiusta, Pepe Tunevic, Emilio Albanese, Fortunato La Rosa, Salvatore Buglione, Daniele Del Core, Loris Di Roberto. Rodolfo Pacilio, Michele Landa, Antonio Palumbo, Anna Politoscaia, Giuseppe D'Angelo, Luca Cottarelli, Enrico Amelio, Luigi Sica, Francesco Gaito, Umberto Improta. Giuseppe Veropalumbo, Luigi Rende, Carmela Fasanella, Romano Fasanella, Domenico De Nittis, Filippo Salvi, Mario Costabile, Domenico Noviello, Marco Pittoni, Raffaele Gargiulo.
Raffaele Granata, Giuseppe Minopoli, Lorenzo Riccio, Raffaele Manna, Samuel Caccu, Christopher Adams, Eric Afum Jebab, Kawe Atui Julius Francis, El Jabi Ababa, Alex Gemens. Francesco Alighieri, Gabriele Rossi, Antonio Ciardullo, Ernesto Fabozzi, Peppino Basile, Domenico Dodò Gabriele, Petru Birlandeanu, Gaetano Montanino, Nicola Nappo, Lea Garofalo. Antonio Cangiano, Salvatore Barbaro, Vittorio Maglione, Barbara Corvi, Nicola Sarpa, Fazio Cirolla, Francesco Maria Inzitari, Teresa Bonocore, Angelo Vassallo, Gianluca Ciminiello. Carmine Cannillo, Francesco Ligorio, Vincenzo Liguori, Giuseppe Mizzi, Carlo Cannavacciuolo, Maria Concetta Cacciola, Giuseppe Di Terlizzi, Tita Buccafusca, Andrea Nollino, Pasquale Romano. Filippo Ceravolo, Nicola Cocò Campolongo, Domenico Petruzzelli, Vincenzo Ferrante, Roberto Mancini, Flori Mesuti, Mariano Bottari, Domenico Martimucci, Jenny Cesarano, Michael Giuseppe Russo. Larsen Adouch, Avuku Joseph, Ebere Oyumba, Bafudi Camarra, Alage Sisei, Alasanna Darboe, Eric Quarteng, Romanus Mbeke, Jumuna Gire, Francesco della Corte. Bruno Ielo, Jan Kuciak, Martina Kuznirova, Amanu Valde, Aladie Cesei, Moussa Kande, Ali Dembele, Lassan Gultain, Anane Quase, Mus Tour. Luigi Galletta, Anatoli Corol, Giovanna Paino, Silvio Mirarchi, Ciro Colonna, Miria Chindamo, Luigi Luciani, Aurelio Luciani, Daphne Caurana Galizia, Anna Rosa Tarantino. Luc Nkulula, Mariel Franco, Dirk Versium, Peter De Vries, Antimo Imperatore. A loro e a tutte le vittime innocenti delle quali non abbiamo ancora avuto notizie va la nostra memoria, il nostro impegno e il nostro applauso di gratitudine. Grazie a tutti voi, grazie allo staff del Teatro Filarmonico, ai tecnici e vigili del fuoco e a tutte le persone. Grazie a Giulia, a Massimo, ad Antonella e a Marco, a Roberto dello staff di Avviso Pubblico, grazie allo staff della Regione Veneto che ci ha aiutato come tutti gli anni e grazie ancora al Comune per averci sostenuto e grazie alla Regione. Ci rivediamo l'anno prossimo per la 9ª edizione della giornata regionale della memoria dell'impegno. Buon rientro a casa.